escludere, far giocare anche i 16, perché poi devi tener conto del fatto che ormai i 5 cambi sono di fatto 5 titolari, quindi sì, serve una base, sulla base di questo poi cercare di trovare delle soluzioni in più, e da questo punto di vista è chiaro che trovare degli assetti che possono essere gli assetti più affidabili finisce per essere certamente una cosa che in questo momento Pisacane, della quale ha bisogno anche per poter lasciare che la squadra possa essere una squadra che trova identità e punti di riferimento precisi. Stanno innaffiando il campo, non capisco questo bisogno dopo la pioggia di stamattina, probabilmente ha bevuto molto il campo e quindi per sedarsi ha bisogno di altra acqua. È l'abitudine, hanno preso questa moda e adesso la devono fare anche quando non serve effettivamente. Invece l'abitudine di seguirci con grande calore ce l'hanno i nostri ascoltatori che ci scrivono al WhatsApp 340 51 86036, ci hanno mandato i loro saluti, Forza Casseddu per Alessio, così come il suo Forza Cagliari di Manuel, una foto direttamente dal nostro Francesco dalla curva nord, una curva nord che vede un cielo plumbeo ma che spera invece di ottenere una gioiosa vittoria. Ci scrive anche Andrea da Padova: buon pomeriggio a tutti, speriamo che insistere con Prati porti a qualcosa di buono e speriamo di non rilanciare quelli in difficoltà per l'ennesima volta. Abbiamo parlato di conferme, quella di Prati in mezzo al campo è un'altra di quelle su cui Pisacane risulta inamovibile. Sì, in mezzo al campo bisogna vedere in che posizione. Già la volta scorsa ha modificato leggermente la posizione di Gaetano, l'ha fatto giocare un po' più da interno e Gaetano si è rivelato, si è detto anche soddisfatto insomma di questa variazione, si è trovato decisamente meglio che in passato. Vediamo se anche con Prati sarà questa possibilità, visto che c'è il rientro di Deiola che potrebbe andare a fare il libero davanti alla difesa per proteggerla un po' di più e per garantire a questo punto sia a Prati stesso ma anche ai due difensori poter impostare il gioco con più facilità. E allora vedremo se come giocherà Prati in questo match che lo attende contro il Genoa. È un Cagliari che, come abbiamo detto, deve cercare di segnare e si affida al giocatore che poi ha inciso maggiormente in questa prima parte di stagione, ovvero Felici, con il Como qualche sprazzo ma decisamente più efficace come l'abbiamo visto nel secondo tempo. Oggi col Genoa cosa ti aspetti dalla sua partita? No, ti ho capito, ho sentito veramente poco. Oggi c'è un volume molto alto qui all'Unipol Domus, non riesco a percepire tutte le tue parole, ne basta una, che ne manca una e non è in cosa. Mi è parso che mi hai chiesto del Genoa, giusto? No, di Felici, come pensi possa interpretarla oggi? Ma sai, per ora non è andato bene quando si è trattato. Attenzione, Gavettone clamoroso in mezzo al campo per coloro che stanno sventolando le bandiere, altro che bandiere, Fittica Satsugare Acqua che hanno preso con il servizio degli idranti che si è acceso e gli ha fatto un gavettone. Se non vanno immediatamente a casa a cambiarsi, per me e per loro non vedo certo una bella settimana. Passata d'acqua col freddo che c'è, veramente incredibile. Scusate se sono andato a raccontare qualcos'altro, ma devo dire anche il coraggio di questa ragazza che rimane a fianco all'idrante che schizza e con il pubblico che si diverte per questo fuori onda. C'è la violinista che continua a suonare, quello che sbandierano, continua a sbandierare, ma l'acqua continua a bagnare. Inamovibili. Vedremo allora rispetto a Felici come riuscirà a interpretarla oggi con il Genoa prima di questo fuori onda. È un Genoa che sulle fasce ha trovato continuità. Martin l'anno scorso è stato uno degli assist man più importanti, anche Norton Caffey ha fatto vedere qualcosa di buono soprattutto in fase offensiva, ecco, forse troppo in fase offensiva per quanto riguarda l'esterno, per la formazione del Grifone. Anche adesso sentito male. Ascolto la metà del discorso. Per quanto riguarda il rispondo di Felici, così mi ripeti dopo l'altra. Lui l'aveva lasciato dietro. Quando hanno iniziato le partite non è andato molto bene. Sembra quasi che lui preferisca la partita in corso per poter sorprendere gli avversari. Quando deve carburare ci mette un pochino e dà il tempo secondo me agli altri di poter prevedere, di poterlo studiare, di poterlo neutralizzare. Quando entra nel corso della gara invece prende di botto e riesce a essere efficace. Probabilmente è un aspetto questo che gli permette di entrare nel momento in cui gli altri sono anche un po' stanchi per poter far valere il suo guizzo e le sue intuizioni.
Ecco, il ruolo di subentrante efficace oggi potrebbe essere preso anche da Luvumbo, visto che ha trovato il gol con la sua nazionale. Può essere della partita l'angolano? Sì, potrebbe anche essere questa la partita anche per Luvumbo, visto che il gol ti rincuora sempre, ti dà motivazione, ti dà spinta, ti dà energia, e credo che possa essere per lui una spinta non indifferente. Vedremo un po' quello che succede. Cagliari sempre sfortunato, si è infortunato in settimana anche Zé Pedro, che quindi si è operato. A questo punto rimangono anche quasi più obbligate le scelte di Pisacane per quanto riguarda il reparto difensivo, che viene affidato ancora una volta a Mina e Luperto in combo con Zappa dietro. Ti aspetti più la difesa a 3 che abbiamo visto magari anche l'anno scorso, o comunque una sistemazione a 4 con Palestra a sinistra? Ma guarda, io sui numeri ormai non ci gioco più, cioè nel senso che il 4, il 3 sono veramente dati relativi che in un gioco di movimento hanno poco senso. L'ho detto altre volte, se si giocasse al calcio balilla avrebbe senso che tu giocassi a 4, a 3, a 3. In questo caso si gioca al calcio con i movimenti costanti, con la fase di possesso, con la fase di non possesso, quindi cambia veramente tutto. Diciamo che il Cagliari diventa anche a 5 a seconda del momento in cui si difende, con i due esterni che scalano anche quelli di centrocampo. Quindi diciamo che Zappa è il giocatore che ti può dare spinta in determinati momenti, e quando ha il possesso di palla rincula anche lui a fare il difensore, ma non è un difensore puro, insieme a sua volta a Palestra che dovrebbe andare a sinistra, ma anche agli altri giocatori che poi aiutano da quella parte per tentare di chiudere ogni varco. Quindi ormai diciamo che Zappa è diventata una certezza in quel ruolo, è migliorato anche tanto dal punto di vista difensivo, considerato che poi lui come altri arrivano da sezioni giovanili dove sono abituati più ad attaccare che a difendere. Col Cagliari è dovuto imparare anche a difendere. E per fortuna l'ha fatto, e in più di un'occasione è stato davvero utile alla causa il nostro Zappa, oltre che il grande assist per la notte di Bari che l'ha impresso per sempre nella storia, così come la doppiata con il Milan, che è una cosa che non si vede tutti i giorni. È una Cagliari che ora cerca di tornare ai 3 punti che mancano da tempo dalla vittoria con il Lecce in trasferta, e ora c'è bisogno di tornare a smuovere in modo decisivo la classifica per allontanarsi, perché a punto comunque quelle dietro si stanno sempre più avvicinando. Un giocatore che è chiamato a fare bene oggi è Esposito contro una difesa molto rocciosa, come può essere definita quella del Genoa. Come immagini la sua partita? Ma noi abbiamo la nostra roccia che può scardinare le rocce loro, e noi dobbiamo tentare di infiltrarci come fa il vento e l'acqua. I centrocampisti sono chiamati quest'oggi a tentare di trovare veramente la via della rete. Si affida parecchio a Esposito, Pisacane, dicendo che è il giocatore che deve trovare con il suo movimento la capacità di inserirsi nel gioco del Cagliari. Vedremo se oggi sarà più efficace che in passato. Con lui lo stesso Felici chiaramente, ma a supporto alle loro spalle Folorush a sinistra e Prati, dovesse spostarsi qua a destra, sono altri due giocatori che possono tirare da fuori e possono rendersi pericolosi. Folorush è uno dei giocatori che un po' sta deludendo maggiormente nelle ultime settimane contro il centrocampo genoano, che comunque presenta sia giocatori di grande quantità come può essere Torsby, ma altrettanta qualità. Come vedi la sua partita? Pensi possa essere il giusto incontro per vedere la sua versione migliore? Ma guarda, io credo che uno dei giocatori che a me piace tanto è Malinowski, che è retrocesso in linea di centrocampo, è disinnescato. A me faceva molto più paura quando giocava quasi a trequartista, perché è un giocatore che ha la soluzione anche offensiva. Bisogna stare attenti molto a lui, perché è Colombo che sta facendo bene. È un giovane che è maturato tardi rispetto ai giovani classici, diciamo che è un giovane italiano da questo punto di vista, ma ho visto che sta muovendo bene e che comunque nelle sue corde il gol potrebbe averlo. E vedremo come si evolverà anche questo incontro. Abbiamo detto che il Genoa ha cambiato da poco allenatore. Come vedi De Rossi in questo suo ruolo, che abbiamo visto interpretato anche a Roma con risultati alterni e con poi un'esclusione molto contestata all'ambiente romanista?
Ma guarda, tu è ancora da battezzare, porta dietro un nome da calciatore molto molto importante, il figlio di un allenatore giovanile di grande spessore, però ancora la sua dimensione allenatore a mio giudizio non l'ha saputo esprimere. È chiaramente un calciatore che conosce bene il calcio perché lo ha praticato, però passare dal campo alla panchina non è poca cosa. Ci sono 1000 altri aspetti che contano, a partire dalla comunicazione, dalla capacità di gestire un gruppo, di valorizzare appieno ogni singolo giocatore. Ci sono tante cose che devono essere curate dall'allenatore, non solamente di carattere tecnico e tattico, e quindi aspetto di vedere quale sarà la capacità di De Rossi di saper agire in uno spogliatoio dove tutti i calciatori presumono di conoscere il calcio e quindi devi convincerli molte volte delle tue idee. E vedremo come andrà l'esperimento di oggi, questo tentativo di oggi di De Rossi contro il Cagliari. Vedremo quale sarà il verdetto conclusivo. Abbiamo parlato un po' di tutto l'attacco cagliaritano, ma ha mancato Borrelli, uno dei giocatori che sta facendo molto bene, soprattutto a livello di impegno. Gli manca il gol. Su cosa deve lavorare questo ragazzo per riuscire a essere maggiormente incisivo davanti alla porta? Quando ero giovane si diceva che bisognava andare su Ferreri per tentare di limare i piedi e cercare di renderli dritti. Non so se è il caso anche adesso, cioè ironicamente nei campi di provincia si dice che il fabbro avrebbe potuto in qualche modo aggiustare la mira. Io non so se si sta sbadigliando le scarpette, perché se fosse così speriamo che incominci a vedere la porta. Speriamo di Borrelli possa trovare la seconda rete in campionato dopo la realizzazione a Udine, un giocatore che deve essere maggiormente incisivo nell'ultima parte delle sue prestazioni. Noi, Vito, siamo praticamente pronti per iniziare questo match tra Cagliari e Genoa. Ci sentiamo tra pochissimo per la cronaca in diretta. Sì, io cercherò nel frattempo di trovare il contatto Galeotto che non mi fa sentire bene la tua voce. Perfetto, allora tra pochissimo. Noi intanto ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi iniziamo a raccontarvi questo match tra Cagliari e Genoa. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Imprenditore? Portare la tua azienda oltre il €1.000.000 è stato un grande traguardo, ma sai bene che non basta. Senza margini solidi, senza un team che regge la crescita e senza il giusto controllo sui numeri, quel traguardo rischia di diventare inutile. All'evento Azienda di Successo di Mab & Co. scoprirai strumenti pratici e strategie concrete per scalare davvero. Più liquidità, più organizzazione, più tempo per decidere e guidare. Un evento in Sardegna dedicato agli imprenditori come te che non si accontentano. Prenota il tuo posto al numero verde 800 587 955. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, faina de Sardigna. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblù vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Alza il vento sulla terra, soffia fitta rosso e blu, di corazze di quattro mari, con sguardo fiero e forza antica. Cagliari la nostra patria, Cagliari
sempre incredibile il nostro inno che ci introduce al match del Cagliari. Siamo pronti per raccontarvi quelle che saranno le emozioni della gara tra Cagliari e Genoa, che tra poco inizierà in questa giornata di campionato, dando il via poi effettivamente all'intera giornata di Serie A. Ci siamo alla 12ª del torneo 2025-2026 e allora vediamo come comincia questo turno con il Cagliari immediatamente impegnato nella sfida salvezza contro il Genoa. Andiamo a ricapitolare rapidamente le due formazioni. Squadra rosso-blu sarda che si presenta in campo con un probabile 3-5-2, Caprile portiere, Zappa, Mina, Luperto i difensori, Palestra, De Iola, Prati, Floruscio e Felici centrocampisti, con la coppia d'attacco Sebastiano Esposito o Borrelli. Ci potrebbe essere anche il cambio con Palestra che retrocederebbe nella linea dei difensori e con Felici che andrebbe a ricoprire magari un ruolo insieme a Esposito, ma come sappiamo queste formazioni statiche, come ha detto anche il nostro Vittorio Sanna in apertura, trovano il tempo che c'è, che contano il tanto giusto, quindi è giusto che vengano prese con le dovute proporzioni. Genoa invece in campo con il 3-5-2, Leali il portiere, Marcandalli, Ostica e Vasquez sono i difensori, centrocampo a 5 con Norton Caffi, Freundrup, Malinowski, Torsby e Martin, attacco a 2 formato da Vitigna e Colombo. Queste quindi le scelte di De Rossi e di Pisacane per questo incontro. Intanto ci scrivete sempre al 340 51 86 036, il nostro numero WhatsApp, c'è scritto il nostro Dino Dall'Odi. Ciao a tutti, la formazione non mi sorprende, vorrei più in forma Gaetano e Luvumbo. Chiedo a Vittorio solo un piccolo commento sulla nazionale, visto il sorteggio che abbiamo, che possiamo visto il sorteggio, che possibilità abbiamo di andare al mondiale. Glielo chiederemo durante il primo tempo, caro Dino. E ci scrive anche il nostro Luigi: buon pomeriggio, collegato alla SNAI di Roma, con la Unipol la formazione è la migliore possibile al momento, quindi d'accordo il nostro Luigi anche con il commento fatto all'inizio. Una delle formazioni tipo di questo Cagliari, diciamo che non ci sono grosse sorprese, almeno per quello che solitamente chiedono i tifosi. Sono stati abbastanza accontentati con pochi esperimenti. Vedremo come renderà il tutto, con il Cagliari che torna in campo dopo Como, dopo le anche polemiche che ci sono state tra Mina e Morata, con l'intera parte della stampa italiana a livello sportivo che si è schierata contro Mina e gli atteggiamenti, a loro dire, del giocatore del Cagliari, che comunque fino a questo momento non ha ancora preso un cartellino giallo, ma si è immediatamente allacciato con l'avversario Vitigna, anche se dobbiamo dirla tutta, qua è stato proprio Vitigna a provocare Mina, che aveva protetto il pallone per l'uscita di Caprile. È andato ad avvinghiarsi Vitigna, che poi l'ha portato giù, andando a richiamare l'attenzione dell'arbitro. Successivamente ci sono state le scuse di Vitigna, un Mina non troppo convinto, non penso se la sia bevuta più di tanto questa dimostrazione d'affetto da parte del diretto avversario, che comunque oggi cercherà in tutti i modi di portarlo a sbagliare. E anche la stessa tecnica adottata proprio dal difensore colombiano, che abbiamo imparato ad apprezzare nelle ultime stagioni con la maglia rosso-blu. Questi sono già i temi della partita. Nell'avvio sembrerebbero esserci già dei suggerimenti per il proseguo del match. Andiamo a farci raccontare l'azione direttamente alla voce di Vittorio Sanna. C'è un calcio d'angolo in favore del Cagliari che sta per essere battuto alla sinistra della porta di Leali, tutto pronto per spedire dentro, e ci sono due uomini che stanno scaldando per il Cagliari. Attenzione al cross, colpisce al volo De Iola, ma non riesce a dare forza al pallone, colpisce con il piatto destro e il pallone non parte forte, finisce tra le mani Leali, tiro centrale che viene neutralizzato. Vi ho detto del fatto che stanno scaldando già due giocatori del Cagliari, e a occhio dovrebbero essere i due giovanotti che fanno i difensori, cioè uno dovrebbe essere, per la precisione, Pintus, e l'altro, se non sbaglio, è Juan Rodriguez. Quindi pensate un po', qualche problemino probabilmente già per uno dei due centrali. Non è escluso che possa essere ancora una volta Mina.
Ecco pronto Mina la battuta. Nel frattempo, quando siamo al quarto minuto del primo tempo, la battuta a sinistra per Luperto che può controllare. Una è Obert, quindi confermo il fatto di un difensore, quindi non i due ragazzini, non è Juan Rodriguez, l'altro è Pintus, quindi uno è Obert, l'altro è Pintus. Pallone a destra nella zona in cui agisce Zappa, da questi su lungolinea per il tocco di Felici. Ancora l'intervento durissimo ai danni del giocatore del Cagliari, con le proteste rossoblù. È entrato col piede teso, in questo caso Torsby, un brutto intervento. Si arrabbia Esposito per questo brutto intervento, si arrabbia anche Prati, colpito Deiola dall'intervento col piede teso da parte di Vasquez, che dice che di questi che falli ne capitano spesso. A mio giudizio il piede di Torsby era bello tosto, cioè nel senso che se va dritto sul piede fa male sul serio. Nel frattempo punizione già battuta, con Mina che va a spostare a sinistra su Caprile, partita subito dura, insomma, giocata con l'agonismo dalle due squadre. Luperto che va a cercare ancora il lancio lungo alla ricerca di Fololuscio, stacca e riesce a ribattere il centrale del Genoa. Poi Colombo apre a destra per Malinowski che punta su Palestra. Malinowski aspetta l'arrivo di un compagno, Malinowski ha la palla sul sinistro, il suo tiro con pallone che si alza e finisce direttamente in fondo al campo. Protesta in questo caso Vitigna, perché sperava in un cross e non in un tiro. La palla comunque si è persa lontano dai pali della porta di Caprile. Rimane in avanti il Genoa a presidiare il territorio con la rimessa che il Cagliari deve battere. Caprile lascia il pallone a Mina, da Mina a Caprile, quindi Luperto a sinistra, Luperto per Palestra, subito attaccato, Palestra gira su Borrelli, la palla è ribattuta da Ostigard, poi c'è l'intervento di Malinowski col pallone che esce e con la rimessa che viene assegnata al Genoa tra le proteste di Prati. La rimessa con le mani quindi per la squadra ospite, col pallone che arriva nella zona in cui c'è Norton Cuffi che andrà a rimettere in gioco. L'arbitro gli dice che deve indietreggiare. Ricordo che l'arbitro è il signor La Penna della sezione di Roma 1. La rimessa con le mani all'indietro, dove c'è il controllo da parte del 27 Marcandalli. La palla è già arrivata a sinistra su Vasquez, da questi ancora lateralmente, con il tocco in profondità ancora di Malinowski, ruba palla Deiola in ripiegamento, porta il pallone all'indietro verso il primo portiere a cui gli affida. Ecco il controllo di Caprile che può essere va a servire su Mina, e vi confermo la posizione di Deiola da centrale e quella di Prati da interno destro, e quindi come vedete novità anche da questo punto di vista. Dopo aver sistemato Gaetano, sistema anche Prati in questo caso. Il fallo proprio di Prati in questa circostanza, l'intervento dell'arbitro, il calcio di punizione e la linea allo studio. E torniamo quindi dagli studi della Corte del Sole a suon di gol. Cagliari che ha subito iniziato questa partita dura contro il Genoa con qualche battibecco, qualche fallo già importante, ma ancora nessuna sanzione. Un match che ha una posta in palio davvero ampia, e sicuramente le due squadre cercheranno in tutti i modi di portarlo a casa. Noi andiamo a vedere un po' di statistiche riguardo le due formazioni oggi in campo, perché sono 78 i precedenti tra Cagliari e Genoa, in cui vige un equilibrio perfetto, con i rossoblù che hanno ottenuto 28 vittorie, 22 pareggi e 28 sconfitte. In casa il bilancio passa decisamente a favore del Cagliari, con 40 incontri che hanno visto 22 vittorie sarde, 10 pareggi e 8 sconfitte. L'ultima vittoria dei rossoblù risale al 2-1 casalingo del 5 novembre 2023, con la rete di Viola, Gudmundsson e Zappa, che regalarono i 3 punti agli isolani. Nelle ultime 3 partite il Cagliari non è mai riuscito a vincere, una sconfitta e 2 pareggi contro il Genoa, e c'è quindi da sfatare questo score negativo delle ultime apparizioni tra queste due formazioni, con una grande prestazione oggi. Ci auguriamo che possa essere così, tanto il Genoa, come ha detto il nostro Vittorio Sanna, ci ha provato subito con il tiro di Malinowski, che ha liberato il suo sinistro calibrato, fortunatamente male, che è terminato lontano dai pali di Caprile, ma ci ha provato subito dopo con una punizione che ci aveva pronunciato proprio il nostro Vittorio Sanna.
che è stata battuta al centro, la palla è arrivata in un secondo momento a Colombo, che è riuscito a scoccare la sua conclusione deviata da Luperto in angolo, ma c'era posizione irregolare di fuorigioco in partenza dell'azione e di conseguenza tutto è stato annullato con la segnalazione del guardaline. È una partita immediatamente viva, con il Genoa che dopo aver essersi spaventato nella prima parte adesso sta mettendo grande pressione, e c'è voluto un miracolo di Luperto per mantenere l'equilibrio. Genoa che è riuscita a sfondare sull'out di sinistra una palla che sembrava persa dall'attaccante, che comunque ci ha creduto, l'ha tenuta in gioco e ha consentito al suo compagno di recuperarla. Difesa del Cagliari colpevole qua nella valutazione della traiettoria del pallone, palla che è stata poi messa al centro, il tiro a botta sicura. Se sono andato a vedere male di Frendrup, che ci ha tentato, anzi era Vitigni nella circostanza, il suo sinistro Caprile che con il pugno sempre mancino è andata a respingere centralmente, è arrivata il ribadimento della palla verso la porta, ma per fortuna l'ottimo intervento di Luperto con il tacco ha evitato che la palla potesse entrare in rete e ha salvato di conseguenza l'imbattibilità del suo portiere. E anche il Cagliari che mantiene lo 0-0. È arrivata la prima ammonizione della partita, ma non è per un brutto fallo, un intervento duro, bensì per un fallo tattico. Ha ammonito Norton Caffey. Molto bella l'azione del Cagliari, che ha provato a uscire in modo rapido, consentendo a Palestra di accelerare. Subito Norton Caffey è stato incaricato di buttarlo giù, rimediando dopo neanche 10 minuti un cartellino giallo che potrebbe essere effettivamente incisivo nel corso del match, data la posizione di Norton Caffey e dato comunque il fatto che il Cagliari tenterà in più di un'occasione di andare in velocità in contropiede cercando di innescare Palestra. E diciamo che un jolly è già stato giocato da parte della squadra ospite oggi all'Unipol Domus. Andiamo a vedere le altre partite che stanno giocando in contemporanea con il match del Cagliari. Ci troviamo agli sgoccioli della partita di Premier League tra Burnley e Chelsea, 82esimo minuto, 8 più recupero al termine, con la formazione ospite del Chelsea che si trova in vantaggio di un gol, 1-0 il punteggio, 1-0 anche all'alba del secondo tempo tra Alaves e Celta Vigo. La squadra ospite ha segnato proprio in questo istante per sbloccare il match riguardante la Liga Spagnola, e insieme al Cagliari si sta giocando un'altra partita di Serie A, quella tra Udinese e Bologna, con il punteggio che si trova ancora fermo sullo 0-0, e in Serie B invece sono 3 gli incontri che stanno venendo disputati in questo momento. Avellino Empoli, Carrarese Reggiana, Entella Palermo, ancora tutte ferme sul punteggio di 0-0. Questo quello che sta succedendo in contemporanea. Naturalmente vi informeremo riguardo le altre partite che inizieranno di qui a breve. Vedremo quali saranno, o di eventuali anche altri gol per quanto riguarda i match che seguiamo in contemporanea con il Cagliari. Genoa ancora autore di un fallo, intanto qualche minuto or sono a centrocampo, ancora il Cagliari che ha tentato di ripartire in modo veloce. È arrivato il fallo di Vasquez, che però stavolta non è stato punito con il cartellino giallo. L'arbitro ha comunque interrotto il gioco, col Cagliari che si è lamentato perché l'azione stava proseguendo in modo veloce e poteva portare a una potenziale azione offensiva. Comunque Cagliari che dopo lo spavento per l'occasione che vi abbiamo raccontato col salvataggio di Luperto sta cercando di riprendere in mano il suo match, mandando indietro il Genoa, cercando anch'esso di creare delle azioni importanti. Continuiamo a leggere le premesse di questo incontro attraverso le sue statistiche. Ha citato l'arbitro il nostro Vittorio Sanna in precedenza, arbitro che è Federico Lapenna, la sezione di Roma 1, alla 90esima direzione in assoluto nella massima serie, durante la quale ha maturato una media di 4,32 cartellini gialli a partita, con 11 doppi gialli, 5 rossi e 31 rigori assegnati, circa lo 0,34 per incontro. La sua media in tutte le competizioni è invece di 4,61 gialli per incontro, con lo 0,31 rigori fischiati per match. Quest'anno ha già abitato 4 gare in Serie A, durante le quali ha estratto 12 gialli, un doppio giallo e ha segnato 2 rigori. Ha diretto il Cagliari in 14 occasioni, in cui i rossoblù hanno ottenuto 3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.
Il Cagliari non vince da 4 incontri sotto la direzione dell'arbitro di Roma, 3 vittorie e un pareggio, mentre l'ultimo successo è stata la vittoria interna con la Ternana 2-1 in Serie B 3 anni fa, e questa è l'ultima volta che il Cagliari ha potuto esultare sotto la direzione di La Penna, e successivamente in Serie A ha trionfato solo 2 volte con il fischietto romano, con il Torino nel match esterno vinto per 2-3 nel 2021 e nel celebre 5-2 con la Fiorentina, che sto anche ricordato qualche settimana or sono, una delle partite più amate dai tifosi rossoblù. Era davvero il Cagliari splendente di Maran alla massima esposizione. Infine ha diretto il Genoa, il signor La Penna, in 8 gare in cui i liguri hanno ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Il Grifone non ha vinto gli ultimi 5 incontri arbitrati alla Penna, con 4 sconfitte e un pareggio, mentre l'ultimo successo risale all'1-3 esterno contro l'Empoli della stagione 18-19. A supporto del fischietto di Roma 1 ci sono gli assistenti Palermo e Bianchini, il quarto ufficiale Mariani, mentre al VAR sarà Abisso, coadiuvato da Piccinini. Questa la formazione arbitrale, ma intanto Cagliari qualche minuto or sono è andato vicino al gol della vantaggio con un cross tagliato al centro molto bene da se non ho visto male da Felici, con la palla che però è stata respinta in un primo momento dal portiere, con il difensore Marcandalli, se non vado errato, che poi ha messo in calcio d'angolo evitando il pericolo. Ma davvero occasionissima per il Cagliari, con Borrelli e Esposito che si sono disperati nel non essere riusciti a sfruttare al meglio questa opportunità. Un Cagliari che quindi sta cercando di riportarsi in avanti, lo deve fare con qualità, gli uomini per imporsi ce li ha. Vedremo se ci riuscirà in questa gara così importante per la classifica, perché il Cagliari comunque deve mantenere un buon ritmo contro le dirette avversarie per la salvezza, e anche per riportare un po' di entusiasmo. La vittoria manca da tanto tempo e le vittorie sono state solo 2 e condensate in 2 settimane di euforia. Poi c'è stato un po' più da ragionare per quanto riguarda l'ambiente rosso-blu. Vedremo se oggi avrà occasione di rifarsi in questa gara contro il Genoa. Ci sono tante proteste, ci saranno, per il metro arbitrato adottato dall'arbitro. Qualche minuto fa un scontro tra Borrelli e Vasquez a ridosso dell'area genoana. Precedentemente c'era stato anche un contatto con Foloruscio, ha provato a mantenere il possesso Borrelli, ma c'è stato un contatto con Vasquez e l'arbitro ha immediatamente giudicato il fallo in attacco. Un po' eccessiva questa decisione da parte dell'arbitro, diciamo che probabilmente non c'era niente tra i 2 giocatori e la palla con tutta probabilità sarebbe terminata tra le mani del portiere. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio alla pubblicità e poi torniamo a raccontarvi Cagliari Genoa. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblù vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Imprenditore? Portare la tua azienda oltre il €1.000.000 è stato un grande traguardo, ma sai bene che non basta. Senza margini solidi, senza un team che regge la crescita e senza il giusto controllo sui numeri, quel traguardo rischia di diventare inutile. All'evento Azienda di Successo di Mab & Co. scoprirai strumenti pratici e strategie concrete per scalare davvero. Più liquidità, più organizzazione, più tempo per decidere e guidare. Un evento in Sardegna dedicato agli imprenditori come te che non si accontentano. Prenota il tuo posto al numero verde 800 587 955. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità,
Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Riprendiamo la linea dagli studi della Corte del Sole e la passiamo immediatamente al nostro Vittorio Sanno. Sì, il Genoa ha segnato, gol il Genoa con Vitigna, azione costruita nel settore di destra, pallone dato da Colombo a Vitigna, e anzi prima Colombo ha affondato verso appoggiato a Vitigna, che è riuscito a voltarsi e a liberarsi dalla guardia di Zappa e mettere a segno il gol. Si è girato e ha messo nell'angolo lontano, nulla da fare per Caprile. Cagliari che deve inseguire, che aveva sfiorato precedentemente il gol con Foloduscio sull'assist di Felici, la palla persa da Esposito. Si distende ancora il Genoa sull'ora dell'entusiasmo mentre Mina va in contatto con un avversario, pallone ancora giocato in avanti con palla data all'indietro, scontro tra Vitigna e il 3 Martini che è rimasto a terra sullo scontro con Vitigna. L'arbitro interrompe il gioco e va a sincerarsi le condizioni del giocatore. Speriamo che tutte le chiacchiere della settimana non portino a delle decisioni strane e particolari. Va a parlare la penna con Martin dopo questo scontro. Praticamente è andato Mina a intercettare la sua corsa e l'arbitro ora prende posizione mentre passa vicino a Mina e lo guarda. Attenzione perché ripeto, tutte le chiacchiere che ne sono nate potrebbero anche avere possono sollecitare a provvedimenti che sono in qualche modo anche dettati da quelle che sono le situazioni che sono state create intorno alla squadra. Nel frattempo passaggio all'indietro per le ali che può controllare e rilanciare, ancora nella zona in cui va a saltare Mina. Il colpo di testa è ribattuto, la palla va al di là di Esposito, controllata da Frendrup, data a sinistra per tentativo a fondo ancora di Martin, porta il pallone verso il centro, ancora giravolta da parte sua, poi palla data ancora a sinistra, si accentra il Genoa con il liscio di Malinowski e l'inserimento di Prati che può partire. Prati che sbaglia poi il passaggio ma recupera ancora per un attimo, perde il pallone, lo recupera invece Colombo che dà a destra nella zona in cui c'è ancora Mercandalli che va a cercare Vitigna, intervento di Foloduscio e l'arbitro che fischia per assegnargli il calcio di punizione per il Genoa con Vitigna che ha sbloccato la situazione e passaggio adesso per Malinowski che indietreggia, dà verso il settore di sinistra dove c'è in questo caso Vasquez che avanza, porta il pallone, lo scambio, il pallone che ritorna ancora su Vasquez dopo averlo toccato Torsby e quindi ancora Ostigard per Marcandalli, il pallone avanti per il tentativo ancora di Colombo che va giù, Mina che recupera il pallone, lo do a destra per Zappa che poi allarga verso Felici che tocca a vantaggio di Esposito, combinano bene i due stavolta, pallone dentro troppo lungo per Felici, pallone sprecato che viene raggiunto dal portiere Leali. 1-0 per il Genoa quando siamo al 22esimo lì nello studio. E quindi purtroppo è arrivato il vantaggio degli ospiti in quel dell'Unipol Domus, la rete segnata da Vitigna su assist di Colombo. Avevamo parlato della difficoltà dell'attacco genoano nel prepartita, effettivamente ci hanno smentito con questa azione unita dai due riferimenti più offensivi della squadra guidata da De Rossi da qualche settimana a questa parte dopo l'esonero di Vieira. Io vi ricordo che per giocare con noi è sempre attiva la nostra Wall Street English Football Challenge, ogni settimana in premio un buono per una prova gratuita dal nostro sponsor Wall Street English. Tutto quello che dovete fare è giocare insieme a noi. Per vincere bisogna ottenere la migliore differenza reti della settimana. Avrete 5 domande a disposizione per 3 minuti di tempo totali, più ogni domanda che riuscirete a indovinare sarà un gol fatto, ogni risposta errata un gol subito, mentre se deciderete di non rispondere non subirete nessun malus. Avete, come abbiamo detto, 3 minuti e i concorrenti
avranno a disposizione dal 30° del primo tempo al 30° del secondo tempo, quindi un'ora, 45 minuti per poter giocare, no, un'ora per poter giocare. Vedete un po' di mettervi alla prova con 5 domande ispirate alla storia tra Cagliari e Genoa, tra quelli che sono stati gli scontri tra due delle formazioni più longeve del campionato italiano. Il Genoa è proprio la più longeva in assoluto e quindi di storia ce n'è tanta da raccontare. Un Cagliari che ha provato a farsi vedere dalla parte di Leali qualche minuto or sono, un tentativo verso Borrelli che è andato alla conclusione in spaccata, ha trovato il contrasto dell'avversario con la palla che è carambolata in calcio d'angolo senza particolari pericoli per la porta genoana. Andiamo a vedere ancora un po' di statistiche prima di inoltrarci ancora di più in questo incontro, perché tra i due allenatori sono pochi incontri, visto che sono due giovani emergenti. Fabio Pisacane non ha mai allenato contro il Como, ma da giocatore l'ha sfidato 6 volte, scusate, contro il Genoa, ma da giocatore l'ha sfidato 6 volte, ottenendo 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, mentre contro la squadra Primavera ha incrociato il Grifone 4 volte, ottenendo 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Daniele De Rossi invece ha sfidato il Cagliari in 3 occasioni, ottenendo tutti e 3 risultati: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Questi e i precedenti con i due mister che non si sono mai incontrati nella loro per ora breve carriera da allenatori. Queste le statistiche per i due direttori d'orchestra delle formazioni che vediamo in campo. Ci sono degli ex tra le due squadre, nel Cagliari Pavoletti e Mazzitelli, nessuno invece nel Genoa che abbia vestito in precedenza la maglia della squadra rossoblu, bensì isolana. Andiamo a vedere un po' di presentare altre partite che si stanno giocando in questo 12° turno, partendo dalla match che sta andando in scena a Udine tra Udinese e Bologna, due formazioni che hanno avuto in proprio momenti di gloria, sicuramente molto più il Bologna che sta viaggiando su un ottimo ritmo, si trova a 3 punti dalla vetta della classifica, 21 le lunghezze conquistate fino a questo momento, altrettanto buono l'inizio dell'Udinese, 15 punti conquistati con una partenza sicuramente più decisiva, ma poi nell'ultimo periodo sta trovando le sue sicurezze la squadra friulana, anche grazie a un giocatore ritrovato come Nicolo Zaniolo, che sta facendo veramente bene alla corte di Runjaic. Partita che per ora racconta ancora 1-0. È terminato invece 2-0 il match tra Burnley e Chelsea, che vi abbiamo detto stava andando verso la sua conclusione, mentre si è sbloccato anche uno degli incontri in Serie B, quello tra Avellino e Empoli. È arrivato il vantaggio esterno dell'Empoli, che quindi alla mezz'ora conduce per 1-0. In contemporanea intanto stanno iniziando altri match in questo pomeriggio sportivo, ben 5 gli incontri della Bundesliga. Tra pochissimo in scena Augusta Amburgo, Bayer Friburgo, Dortmund contro Stoccarda, Heidenheim contro Borussia Mönchengladbach e Wolfsburg contro Bayer Leverkusen. Queste le gare per il pomeriggio di Bundesliga. Vi racconteremo naturalmente gli aggiornamenti ogni qualvolta ce ne sarà la possibilità. Da aggiornamenti invece all'Unipol Domus abbiamo visto un'altra ottima azione manovrata del Genoa, ma per fortuna Colombo non ha il killer instinct, perché qua bellissima l'azione tra 3 degli interpreti genoani, con Vitinha che entrando in area ha servito tutto solo Colombo, che ha stoppato e poi ha cercato una conclusione sul primo palo con l'esterno, che però è stata bloccata a terra da Caprile. Altri giocatori sicuramente non ci avrebbero concesso questa grazia. Il Cagliari deve assolutamente trovare la quadra e capire come il Genoa sta riuscendo a sfondare nella sua difesa con tanta facilità nel corso di questo primo tempo, mentre se andiamo a ragionare a ritroso, il Cagliari, quando è riuscito ad arrivare dalle parti del Genoa, è sempre stato disturbato nella parte conclusiva del tiro, e quindi migliore il
l'impegno da parte della retroguardia avversaria che per ora sta conducendo la gara. È un Cagliari che deve capire come andare a offendere i rocciosi tre della formazione ligure. Sicuramente ci vuole maggiore precisione nella parte finale dell'azione, una di quelle caratteristiche che settimanalmente ricordiamo di dover migliorare nel Cagliari, che costruisce anche tanto in diverse situazioni, riesce anche a farsi apprezzare a livello di gioco e dello spirito che ci mette nel costruire le azioni, bensì ha davvero poca precisione una volta che si arriva a tu per tu con il portiere. Questo è il dato che prima di tutti deve essere smentito, deve essere cancellato, visto che in una squadra salvezza che lotta per la salvezza l'incisività dei gol è forse la cosa più determinante, dato che tante partite si giocano con pochissime azioni costruite in maniera effettivamente pericolosa. Questo è un po' le premesse o quello comunque che ci arriva dalla partita dell'Unipol Domus, con il Cagliari che negli ultimi minuti ha cercato di fare male, ci ha provato prima Felici con un passaggio sbagliato, poi successivamente lo stesso esterno cagliaritano è riuscito a riconquistare il possesso con una punizione subita, ma punizione che poi non è stata sfruttata a dovere. Se il Cagliari in qualche momento delle ultime stagioni ha reso l'azione da pallenativa una delle sue armi più letali, dobbiamo dire che quest'anno si sta un po' faticando in questo particolare scenario, a parte forse il gol di Luperto contro la Fiorentina in una delle ultime azioni, anche se si trattava di una punizione da lontano con l'ottimo stacco del difensore rossoblù che consegnò di fatto poi un punto nella prima giornata di questo campionato. Continuiamo con l'analisi della Serie A e delle partite che andranno in scena in questo ricco weekend di calcio. Si continua alle 18 con un match che è pari a un derby tra due squadre che vivono una rivalità piena e completa, quello tra Fiorentina e Juventus. La Juve si trova in questo momento al sesto posto in classifica, aveva iniziato molto bene, poi ci sono state tanti dubbi nella gestione di Tudor, che infatti è stato sostituito qualche settimana fa da Spalletti. Ora Juve che è reduce da 2 sconfitte contro Lazio e Como e che dovrà ritrovare il suo credo se vuole puntare alle zone più alte del tabellone in questo match contro una Fiorentina che ha cambiato anch'essa direttore d'orchestra, come li abbiamo definiti in precedenza. Adesso Fiorentina che dovrà provarci con Vanoli, si trova all'ultimo posto della classifica, 6 punti e 5 punti conquistati fino a qui, bensì nessuna vittoria per la squadra di Firenze, e per come eravamo abituati a conoscerla nelle stagioni precedenti, davvero un dato che sorprende quello che riguarda la Fiorentina. Vedremo se la grande rivalità tra le due squadre potrà portare anche a un cambio di pronostico, a un ribaltamento del risultato atteso, con una squadra viola che finalmente troverà la vittoria, o se sarà la prima vittoria di Spalletti a guida della Juventus. Fiorentina che nelle ultime 5 ha ottenuto 3 sconfitte e un pareggio, l'ultimo pareggio proprio come detto in apertura contro il Genoa, mentre la Juve nelle ultime 5 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Questo è tutto per quello che riguardava il match delle 18 tra Fiorentina e Juventus, che quindi sarà immediatamente successivo al termine della parità del Cagliari. Dopo un'ora si riscenderà nuovamente in campo, vedremo quale sarà la squadra che porterà a casa i 3 punti. Continuiamo con la chiusura di questo sabato calcistico, perché alle 20:45 va in onda Napoli-Atalanta, un altro big match tra due squadre anch'esse in cerca di certezze. L'Atalanta ha cambiato direzione tecnica nel corso degli ultimi weekend, fuori Juric e dentro Palladino, quindi vedremo come inizierà l'avventura di Palladino alla guida della squadra che in precedenza è stata di Gasperini, contro un Napoli che invece non riesce più a essere brillante come lo è stato in passato. Ha perso l'ultima col Bologna, ha pareggiato col Francoforte e col Como e non sta riuscendo a esprimersi nel migliore dei modi in campionato, vista la grande qualità ma visti anche i tanti assenti. È un Atalanta che invece si trova molto più lontano dalla vetta. Pensate, formazione nerazzurra che ha tre
16 punti, 3 punti in più del Cagliari, e sebbene abbia perso soltanto 2 partite, la mancanza di vittoria la sta portando a essere in una parte di tabellone che non era poi più così abituata a vivere. Vedremo se oggi ci potrà essere il cambio di situazione per la squadra appunto bergamasca. Questo è tutto da scoprire con l'esito delle partite in questo sabato sportivo. Vedremo quale sarà poi il tutto al termine del torneo, ma cosa più importante c'è da scoprire quello che sarà per il Cagliari in questo match. Allora andiamo a vivere le emozioni della Domus con la cronaca di Vittorio Sanna. Gol! E Borrelli che ha firmato il gol del pari, il colpo di testa, e Leali si è tuffato, ma la palla era già dentro. Borrelli il gol, stacco aereo imperativo da parte dell'attaccante che ha schiacciato in rete malgrado il tentativo di Leali. 1-1 il punteggio al minuto numero 34. Se prima abbiamo aperto con il gol del Genoa, ora abbiamo aperto con il gol del Cagliari, quindi punteggio di 1-1, gol firmato da Borrelli con il colpo di testa vincente e la palla che è entrata in rete e che praticamente è stata ribattuta dal portiere solamente una volta che ha varcato la linea. Giusto il gol di Borrelli, uno dei pochi che stava adoperando a tutto campo, che stava spaziando da un posto all'altro alla ricerca del gol, alla ricerca dell'impegno giusto, e punteggio quindi riequilibrato al minuto con 34. Il lancio di Ostigard, il pallone verso sinistra, il colpo di testa, la palla ribattuta da Zappa nella zona ancora di Borrelli, il colpo di testa all'indietro, Foroluscio che riesce solamente a ribattere il pallone all'indietro con il pubblico che era sale nella sua incitazione, e Colombo nel frattempo che apre il gioco verso destra per l'avanzare in Norton Caffi nel duello con Palestra. Ancora Norton Caffi, Palestra non lo molla, Foroluscio raddoppia, Norton Caffi resiste, si disfa di Foroluscio, ma poi si porta il pallone direttamente sul fondo. Tutto questo quando siamo al minuto numero 35, 1-1 il punteggio. Sofferenza in questo primo tempo per il Cagliari, che ha rischiato anche di andare sotto per il 2-0, ma ancora una volta Sant'Elia lo ha salvato, l'ha tenuto in partita, e poi è arrivato il gol di Borrelli che continua a lottare con Ostigard sul lancio lungo, protegge il pallone, arriva Esposito che va in palleggio, poi apre verso destra per Zappa. Il gol probabilmente ha rasserenato un po' il Cagliari, che adesso sembra essere anche più preciso. Prati, Zappa e adesso Mina. Il controllo di Mina che ferma il pallone, si prepara al lancio, esita ancora, si mette a far teatro e ancora una volta rischia di perdere il pallone nel dribbling con Colombo. Il pallone ancora giocato dal Genoa, ridato a Mina che esita un po' troppo col pallone tra i piedi, va a cercare un po' troppo il protagonismo. Lancio su Borrelli, lo stop di petto con la spinta di Ostigard alle sue spalle, il calcio di punizione conquistato ancora una volta dall'attaccante che sta facendo una partita di quantità, ma oggi sta giocando anche con tanta qualità. Attenzione a Zappa che avanza, la palla per Esposito che tenta di voltarsi, non vi riesce, appoggia Felici, c'è la possibilità del cross, la riuscita di Leali, il colpo di testa al lato, ha tentato il tap-in vincente ma non ha inquadrato lo specchio della porta proprio Esposito sul pallone crossato da destra, dal fronte destro dell'attacco del Cagliari, pallone ribattuto e poi il colpo di testa di Esposito che non ha inquadrato lo specchio della porta. Tutto questo quando siamo al 37esimo, la partita è cambiata, la linea allo studio. E quindi pareggio del Cagliari che rimette tutto in equilibrio, il gol di Borrelli per l'1-1 che fino a questo momento si è risultato nel match tra Cagliari e Genoa. Noi ci prendiamo un attimo di pausa e poi torniamo a raccontarvi questa parte finale di primo tempo. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna.
Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Scifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblù vanno alla grande insieme. Con Scifadda, forza Cagliari sempre. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta a Suon di Gol dagli studi della Corte del Sole, 1-1 quindi tra Cagliari e Genoa, al vantaggio della squadra ospite di Vitigna. Nella prima parte del primo tempo ha risposto qualche lunghezza Orsono Borrelli con un colpo di testa deciso verso la porta di Leali, con il portiere appunto della squadra ospite che era riuscito a respingere, ma con la sfera che aveva già oltrepassato la linea, e quindi Cagliari che si trova adesso nuovamente in equilibrio. Sono cambiati dei punteggi nelle altre gare che si stanno giocando in contemporanea con il match dell'Unipol Domus. Ha segnato il Friburgo in trasferta contro il Bayern, davvero inaspettato il gol della squadra oggi ospite contro il capo della classifica di Bundesliga, e così come anche il gol del Leverkusen in trasferta con il Wolfsburg, mentre ha sbagliato un rigore il Bologna, che quindi aveva avuto la possibilità di portarsi in vantaggio sul campo dell'Udinese, ma Orsolini ha sbagliato la conclusione dal dischetto, e quindi il punteggio rimane fermo sullo 0-0 con la squadra ospite che ha avuto l'occasione sicuramente più grande nel corso di questi primi 45 minuti. È un Cagliari che dopo il gol di Borrelli sta attaccando con maggiore qualità e anche con quantità di azioni, visto che ci prova in qualsiasi modo. Qualche minuto or sono anche il coraggio di Prati nel tentare il tiro da fuori area, il tiro che è una delle caratteristiche migliori del numero 16 cagliaritano, ma troppe poche volte riusciamo a vederlo in azione con questa sua specialità. Molto bravo nella circostanza Felici ad appoggiare il pallone per il compagno, ma purtroppo il suo destro, seppur potente, è risultato fuori calibrazione ed è terminato alto, lontano dalla porta di Leali. Un primo tempo che, come abbiamo detto, ha avuto due facce: un inizio con un Genoa maggiormente convinto dei propri mezzi, che è riuscito ad attaccare il Cagliari con grande velocità. È stata la caratteristica principale della squadra di De Rossi, sono stati i grandi movimenti proprio senza palla dei giocatori, che sono riusciti a smarcarsi alla fitta marcatura della retroguardia oggi padrona di casa. Poi una seconda parte che ha visto il Cagliari attaccare soprattutto grazie alla grande voglia di Borrelli, un Borrelli che poi è riuscito a siglare la rete dell'1-1, e da lì in poi una squadra di casa che sta trovando decisamente più certezze, sta cercando maggiormente di mettere in difficoltà il Genoa, ma sempre attenzione, perché è una partita con un valore specifico importantissimo e bisogna giocarla col massimo del focus fino al fischio conclusivo dell'arbitro. Andiamo a vedere un po' quello che sta accadendo, quello che accadrà in questo 12° turno di campionato, perché si continua domani con il match dalle 12:30, ma purtroppo c'è una nuova notizia dall'Unipol Domus ed è arrivato il 2-1 del Genoa, 2-1 della squadra ligure, che quindi riesce a riportarsi in vantaggio, e manco a dirlo è il capocannoniere della squadra a andare a segno, ovvero Ostigar, che trova il terzo gol consecutivo a difensore centrale in questo campionato. Questo neanche su palla inattiva, lancio lungo su una palla che era rimasta appunto respinta dal Cagliari, il lancio lungo perfetto di Malinowski, se non andiamo errati, l'ottimo, altrettanto ottimo passaggio al volo di Tosby di sinistro, che trova al centro Ostigar, che mette dentro un tap-in vincente, ma azione assolutamente irreale del Genoa, che ha fatto un gol pazzesco. Se andiamo effettivamente a vedere il coefficiente di difficoltà delle singole giocate, questi singoli 3 tocchi, è davvero altissimo, e quindi
quindi Genoa che nonostante un maggiore impatto del Cagliari negli ultimi minuti ha trovato il gol del 2-1 purtroppo, quindi risultato nuovamente in favore degli ospiti, col Cagliari che ancora una volta si trova a rincorrere, anche se dovrà essere controllata la posizione di Torsby, se non penso male, visto che è stato richiamato al VAR, non ancora, anzi ha parlato col VAR il direttore di gara, la penna, posizione di Torsby che sembrava sospetta, ma poi successivamente è arrivata la conferma del gol del Genoa e quindi tutto da rifare per il Cagliari, che si trova nuovamente a rincorrere in questa sfida salvezza contro la squadra del Grifone. Il gol di Ostigar sul finale di primo tempo che riporta gli avversari in vantaggio, ma ci vuole la grande voglia che abbiamo visto in questa seconda parte di primo tempo per riandare a riprendere il match, ed è 2-2, incredibile la Domus, botta e risposta del Cagliari che non ci sta e torna in pareggio. 2-2 del Cagliari, Sebastiano Esposito riporta il match in equilibrio, immediata la risposta della squadra rossoblu in una partita che si accende in questo finale di tempo. Il gol del numero 94, lancio lungo di Zappa che è andato a trovare la sponda di Borrelli, ancora una volta ottimo, ma altrettanto ottimo, fatemelo dire, il passaggio di Deiola tra tre uomini che vede l'inserimento di Esposito, non pensa neanche a calciare Esposito, con la punta da calcetto, da futsal puro, la mette sul primo palo, sviene Leali, dobbiamo dirlo che sviene su se stesso Leali, ma il Cagliari trova immediatamente il gol del pareggio, assist di Deiola, esterno di Esposito, davvero pregevole, e gol del Cagliari che riporta il tutto sul 2-2. Esplode la Unipol Domus e solo un finale al cardiopalma di primo tempo così poteva dar calore a uno stadio che aveva subito il gelo del gol di Ostigar, ma che ora torna a esultare grazie alla rete di Sebastiano Esposito in questo finale. Qualche secondo dopo il gol, quando è ripresa la partita, è arrivato anche la prima ammonizione per il Cagliari. A finire sul taccuino dei cattivi è stato Deiola per un fallo sull'avversario e quindi giallo anche per Deiola nel Cagliari. Noi andiamo a farci raccontare questo finale di primo tempo alla voce di Vittorio Sanna. Si perde sul fondo un calcio di punizione del Genoa quando inizia il tempo di recupero, un solo minuto è stato accordato al direttore di gara. 2-2 quindi il punteggio. Al gol di Ostigar ha risposto Esposito con una bella azione lanciata da Zappa, la sponda ancora una volta del solito Borrelli che sta facendo una grandissima partita, l'assist delizioso di Deiola per il gol molto bello anche di Sebastiano Esposito. E ora il Caprile che va al rinvio. Dobbiamo dire che in questo Cagliari nel primo tempo è mancata la difesa e non l'attacco, tutti avevano paura che fosse l'attacco il tallone d'Achille, invece è la difesa che non ha funzionato. Attenzione a Felici, palla corta all'indietro per Zappa che va ancora all'indietro per Deiola che ritorna a destra. C'è il tentativo di dialogo con Felici che a differenza di altre partite quest'oggi ha giocato bene fin dall'inizio. Attenzione all'azione portata avanti dal Genoa col pallone in profondità, la chiusura di Luperto, Caprile che rilancia mandando avanti la palla, scocca il 46esimo minuto, finisce il primo tempo 2-2. Dopo i primi 45 minuti un Cagliari che ha trovato il gol in due occasioni ma che ha concesso a sua volta il gol in due situazioni estremamente facili, con più di qualche lacuna difensiva da parte dei giocatori del Cagliari, mentre si abbracciano Vitigna e Deiola, che poi probabilmente Deiola aveva colpito duro al ginocchio e 5 anche all'arbitro che aveva poi ammonito Deiola, quindi tutto si è chiuso praticamente con l'ammissione del fallo da parte di Deiola, le scuse ricevute dalla Vitigna e anche l'arbitro che prima aveva protestato Deiola nei suoi confronti, praticamente col 5 gli ha dato ragione sul provvedimento che aveva subito. Tutto questo nel finale di tempo, 2-2, si dovrà ricominciare in avvio di ripresa. La sensazione è che il Cagliari questa partita la possa vincere, basta un po' di attenzione difensiva che è mancata in questo primo tempo. 2 gol regalati forse con troppa facilità al Genoa e un Cagliari che ha dovuto faticare poi per ritrovare invece i suoi gol, ma speriamo che abbia
capito come funziona, abbiamo visto molto più fluido il gioco in attacco in questo finale di tempo e speriamo che continui nel corso della ripresa. E questa è la speranza che abbiamo per il secondo tempo. Il primo tempo quindi si conclude sul punteggio di 2-2, pirotecnica partita all'Unipol Domus tra il Genoa e il Cagliari, un match che la squadra rossoblù ha sofferto per 25 minuti, i primi 25, anche se qualche occasione l'aveva mostrata, ma è stato un Genoa forse un po' più efficace soprattutto a campo aperto. È come se il Cagliari si fosse molto fossilizzato sulle posizioni, mentre la squadra ospite oggi ha saputo spaziare parecchio, ed è lì che poi ha trovato i suggerimenti per i gol. Sì, è quello che ha fatto anche il Cagliari quando poi ha trovato i suoi, ha fatto un po' allo stesso modo, a parte il colpo di testa vincente di Borrelli il primo, però comunque le azioni sono svolte con molto maggiore dinamismo, senza quelle posizioni rigide a cui facevamo riferimento anche all'inizio della partita. Sì, ha sofferto 25 minuti come ho sofferto io, e non so cosa hai trovato tu nello studio che ha reso tutto più chiaro il tuo messaggio, perché all'inizio non capivo realmente niente, non so cosa hai toccato. La magia. La magia. E da quel momento insomma la partita è andata più fluida, anche se poi il secondo gol subito non ci stava proprio, una disattenzione ancora più marcata rispetto alla prima, dove Vitinha poteva avere il merito di aver girato bene, anche se poi tutto si somma sempre al demerito del difensore che gli ha lasciato questo spazio e questa possibilità. Ecco, nella seconda forse siamo in disaccordo sulla difficoltà del gol del Genoa, perché comunque è vero che il Cagliari ha lasciato un bel buco in difesa, però il Genoa ha fatto un'azione tutta di prima, con lancio, passaggio e tiro tutto di prima, ed è riuscito anche in questo modo a sorprendere la difesa rossoblù, quindi possibile. Sì, si è concentrata troppo centralmente sulla possibilità di fuorigioco, e in effetti il dubbio per quanto mi riguarda non è detto che non fosse realmente in fuorigioco Vasquez, ma non so se era in fuorigioco o forse non lo era, ma poi non è intervenuto nell'azione, potrebbe anche non essere stata ritenuta in qualche modo incisiva la posizione di Vasquez, perché non è andata a concludere, perché alle sue spalle è arrivato Ossigar che ha concluso con maggiore precisione. Sì, e quindi un 2-1 che poteva essere evitato, così come il gol iniziale del Genoa, ma un Cagliari che ha saputo reagire. Hai parlato di Borrelli, sicuramente uno dei migliori in campo. Ecco, oggi sta dando anche quella qualità che doveva essere affiancata alla tanta quantità che abbiamo visto nel corso delle settimane. Sì, devo dire che sta anche dentro la porta, perché poi è ottimo lo stacco, è sempre molto bravo comunque a fare da pivot, a smarcare gli uomini, a colpire di testa, a staccare, anche perché il cliente che ha davanti non è che sia semplicissimo, è molto bravo, dobbiamo dire, anche Ossigar nel colpo di testa, ma lui ha saputo realmente interpretare molto bene il ruolo, riesce a proteggere la palla, anche palla giù riesce a proteggerla nel modo migliore, quindi devo dire ottima partita di Borrelli. Il gol poi corona un po' il tutto con questo abbraccio alla curva che sa già di possesso, di identità, di appartenenza alla curva del Cagliari e ai colori rossoblù. Ma si è visto questo grande attaccamento di Borrelli sin dall'inizio, oggi confermato dalla grande esultanza dopo il gol del momentaneo 1-1. Ci scrivono i nostri ascoltatori, come sempre vi ricordo il nostro WhatsApp 340 51 86036 per comunicare con noi. C'è scritto Dino: posso dire uno dei migliori in campo da Iola? Si può dire assolutamente sì, perché si è mosso bene nella zona di destra, è andato a cercare a sua volta l'inserimento e ha fatto un ottimo lavoro. Quando è stato spostato dal centro lateralmente, riportando Prati un po' al centro, ha interpretato molto bene il suo ruolo, andando ad aiutare i colleghi nel settore offensivo e andando a fare un po' da raccordo anche tra Felice e gli altri. L'azione del gol che ha portato con il suo assist a realizzare la dimostrazione, insomma, che ha anche una visione di gioco molto ampia in fase d'attacco e non è solamente un buon intenditore. Buono il primo tempo anche degli esterni, sia Palestra che Felici, molto, molto interessanti. Molte delle loro giocate sono stati molto bravi a attivarsi in modo rapido. Devo dire soprattutto Felici, Palestra non si è visto così costantemente come Felici quest'oggi ha smentito un po' tutti, perché ha carburato 10 minuti invece che 25 e quando ha iniziato a partire ha seminato il panico, perché ogni volta che ha avuto spazio ha messo in difficoltà la difesa del Genoa. Vedremo se reggerà
anche il secondo tempo, perché c'è bisogno a questo punto di essere noi, andare in vantaggio, vedere un po' cosa succede. Ci scrive il nostro Alessio, anzi ci manda una bellissima foto della curva nord che si è ripresa, sta ricaricando le pile in attesa del secondo tempo per sostenere a dovere il nostro Cagliari, oggi impegnato con il Genoa. Ci scrive Riccardo: buongiorno a voi, cosa ci dobbiamo aspettare per il secondo tempo, come cambi, visto che oggi sembra molto meglio l'attacco della difesa? Sì, questa è una bella considerazione. Anche perché non hai Zé Pedro, però hai Obert, quindi magari uno agile come Obert potrebbe anche essere adatto a questa partita, considerato che comunque sia non hai giocatori statici. Sì, c'è Colombo, però anche Colombo si muove tanto, quindi bisogna vedere, soprattutto bisogna capire chi fa uscire tra i diversi giocatori della difesa, perché Luperto o Mina? Effettivamente forse Mina. Sì, ma oggi non sta sì, giocando male. Sì, però ha fatto qualche cappellata in uscita, però secondo me potrebbe anche essere lui l'indiziato, se per caso vuoi sistemarla. Se per caso andiamo in vantaggio puoi tenere anche Mina e magari mettere Ober. Vedremo quali saranno le scelte del mister in questa seconda parte di gara. Intanto ti chiedo la curiosità che aveva il nostro Dino prima della partita, ovvero riguardo alla nazionale. So che tu non segui e non sai, però magari un commento comunque lo hai, un piccolo commento sulla nazionale, visto il sorteggio, che possibilità ci sono che vada al mondiale? Io mi ricordo solo che deve giocare la prima con l'Irlanda del Nord, poi con chi dovrebbe, se passa il turno, quali sono le altre due? Stai chiedendo alla persona sbagliata riguardo la nazionale. Chiedetemi della nazionale stata e vi dico tutto. Esattamente, è più semplice, diciamo così. Gli appuntamenti sono più facili da ricordare, mettiamola in questi termini. E quindi stiamo analizzando comunque questo primo tempo tra Cagliari e Genoa, come abbiamo detto 2-2 il punteggio. L'altro gol, l'autore del gol, Sebastiano Esposito, davvero ottima la sua conclusione, si è acceso, anche se qualche spunto importante l'aveva avuto nel corso del primo tempo, non efficace, ma si vedeva che stava preparando qualcosa. Ma devono segnare sempre perché il gol chiama gol, è una cosa che gli attaccanti vivono in questo modo, più segni e più segni, cioè nel senso che è una cosa che si moltiplica, ti eleva a potenza, ogni gol te ne fa fare il numero che ne hai già fatto, perché li moltiplichi, quindi speriamo che possa essere veramente così. E il secondo, quindi la prossima volta dovrei fare una doppietta per arrivare a 4, anche il secondo tempo magari. Non è ancora finita effettivamente, quindi vedremo se potrà nuovamente rendersi protagonista il nostro Sebastiano Esposito, autore del gol del 2-2 sul finale di tempo. Bella comunque a livello emozionale il botta e risposta. Come ha reagito allo stadio all'immediato pareggio del Cagliari, Vitto? Ma per fortuna è arrivato subito, perché ti tiene l'umore alto. Se passano i minuti e sei sotto c'è sempre un po' di rammarico. Diciamo che quando si verificano queste cose è come se tu prendessi la rincorsa per poi fare un salto avanti, e noi speriamo che sia stato una rincorsa, un passo indietro, il gol subito, per poter poi fare il salto e scavalcare il Genoa. E vedremo se questa rincorsa poi porterà a essere più preparati nel momento anche in cui ci sarà maggior bisogno di tenere stretti i denti, soprattutto nel finale, in cui poi ogni azione vale doppio se non di più. Vedremo come proseguirà questo secondo tempo tra Cagliari e Genoa. È finita con tanta azione, ci auguriamo che possa essere così anche il secondo tempo, magari un po' più a favore del Cagliari. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo a raccontarvi il primo tempo di Cagliari-Genoa. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Imprenditore? Portare la tua azienda oltre il €1.000.000 è stato un grande traguardo, ma sai bene che non basta. Senza margini solidi, senza un team che regge la crescita e senza il giusto controllo sui numeri, quel traguardo rischia di diventare inutile. All'evento Azienda di Successo di Mab & Co. scoprirai strumenti pratici e strategie concrete per scalare davvero. Più liquidità, più organizzazione, più tempo per decidere e guidare. Un evento in Sardegna dedicato agli imprenditori come te che non si accontentano. Prenota il tuo posto al numero verde 800 587
27 955. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblù vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta agli studi della Corte del Sole a Suon di Gol su Radio Super Sound. È una partita serrata, quella tra Cagliari e Genoa. Continueremo nel nostro secondo tempo, ma c'è ancora un po' di tempo in questo intervallo per andare a analizzare i punti della prima frazione. Abbiamo parlato di meriti difensivi, grande merito a Luperto che a inizio partita è riuscito a sventare quell'azione del Genoa, Vitto. Sì, anche se poi ha il torto di essersi fatto superare a Colombo in occasione del primo gol nel corpo a corpo, dandogli il centro del campo e non l'esterno. Sì, però è stato bravo, ma anche alti e bassi. È stato Caprile, molto molto bravo. Sì, anche Caprile è protagonista più di una volta, molto bravo sullo spunto di Colombo. Lì secondo te è più bravura di Caprile o errore nella decisione della conclusione da parte dell'attaccante del Genoa? Se di fronte hai un gatto non ce l'hai nel sacco. Ah sì, così è nuovo. Ma è un gatto, Caprile è un gatto, cioè veramente ha dei riflessi straordinari, cioè veramente un portiere dalla grandissima attenzione, dalla grandissima reazione, veramente un policlasse assoluto. Sui gol nessuna responsabilità da parte dell'esterno? Assolutamente no, nessun tipo di responsabilità, veramente abbiamo un fuoriclasse in porta che dobbiamo mettere tra quelli che sono i portieri migliori del campionato, e questo lo dice del valore che può avere, cioè mentre gli altri hanno fuoriclasse in attacco e noi non ce li abbiamo, lui è decisamente un fuoriclasse in porta. E allora ci godiamo il nostro fuoriclasse, speriamo debba avere meno lavoro possibile da fare in questo secondo tempo, speriamo che possa godersi una partita in cui il Cagliari sia maggiormente dall'altra parte per riuscire a scalfire la retroguardia del Genoa. Tra pochissimo le squadre in campo, ci sono dei movimenti particolari da una parte o dall'altra, Vitto? Non mi pare né da una parte né dall'altra, le due squadre stanno per rientrare con i medesimi giocatori in campo. E allora vedremo come continuerà questo secondo tempo, entrambi gli allenatori soddisfatti anche della prestazione dei propri uomini in questi primi 45 minuti, e vedremo se potrà essere confermato il tutto nel secondo tempo. Io intanto vi ricordo che è attivo la nostra challenge, Wall Street English Football Challenge, a cui potete giocare andando a cliccare il link che trovate all'interno della diretta YouTube del nostro Vittorio Sanna. Oggi sei stato buono, Vito, con le domande? Non so, almeno non so più la misura, ne avevo qualcuna più difficile che ho messo da parte, ho previsto magari quelle che per me sono sicuramente domande che apparentemente sono più facili. Io ho messo le risposte multiple, può essere anche come l'ho formulata io, possa trarre in inganno, quindi vedremo se saranno decisivi i nostri tifosi. Vito, le squadre stanno tornando in campo, ci sentiamo tra pochissimo. Tra pochissimo, intanto come
le risposte multiple dovrebbe aver facilitato, perché io non Sì. te le ho date multiple. No, non me le date multiple, ma io le inserisco, ma diciamo che comunque non le faccio Sei sicuramente buono, facili. sì. Non troppo, sono buono sulle risposte multiple, ma sono comunque un po' cattive perché sono Va bene. difficiline. Dai, l'abbiamo fatto carino. va bene. Vedremo un Dai, po' come si distreggeranno i nostri ascoltatori. Ritroveremo tra pochissimo il nostro Vittorio Sanna per la cronaca live. Intanto vi ricordo le due formazioni, visto che non ci sono stati cambi durante l'intervallo. Cagliari in campo con Caprile tra i pali, la leggiamo come se fosse 4-3-2-1-2, poi sappiamo quanto cambino le formazioni durante la partita. Caprile il portiere, Zappa, Mina, Luperto, Palestra difensori, De Iola, Pratti, Foloruscio centrocampisti, con Felici, Esposito e Borrelli in attacco. Felici che però sta giocando molto più largo, molto più simile a un 3-5-2 la disposizione del Cagliari, con il Genoa che risponde invece con un 3-5-2 sulla carta, ma anche effettivo. Leali il portiere, Marcandalli, Ostigard e Vasquez sono i difensori. Centrocampo a 5 formato da Norton, Caffi sull'esterno, Frendrup, Malinowski e Torsby al centro, e Martin sul lato di sinistra. Vitigna e Colombo sono i due attaccanti. Vitigna che è riuscito a trovare il gol del momentaneo 1-0, mentre a siglare la rete del 2-1 è stato il capocannoniere del Genoa, ovvero Leo Ostigar, al terzo gol consecutivo con la maglia del Grifone. Davvero un giocatore che sta facendo faville per quanto riguarda i tifosi genoani. Pensate un po' che nelle ultime due partite, come abbiamo detto in apertura, sono arrivati 4 punti per il Genoa, uno in più rispetto a tutti quelli che era riuscito ad accumulare nelle precedenti 9. Entrambe le partite sono state decise da Leo Ostigar con una sua marcatura. Anche oggi presente il gol del difensore nel match contro il Cagliari. 2-2 il punteggio, e subito un nuovo giocatore nella lista dei cattivi, e anche stavolta è per il Cagliari, ovvero Matteo Prati, che quindi prende la munizione. Fallo su Vitigna che stava cercando di andarsene, di puntare la porta in modo pericoloso. Giallo per Prati, e quindi ammoniti entrambi i mediani del Cagliari, sia De Iola che Prati, e vedremo a questo punto se ci sarà una decisione da parte di Pisacane di sostituirne almeno uno dei due, visto che sappiamo come da quando sono arrivati i 5 cambi consuetudine evitare che i giocatori che hanno già subito la munizione possano continuare la propria partita, soprattutto se ricoprono zone del campo in cui alle volte è necessario intervenire anche in modo duro. Il Genoa intanto qualche minuto or sono ha provato a farsi vedere in zona offensiva. L'errore di Zappa in disimpegno, che col passaggio verso Mina ha di fatto favorito Colombo. È stato bravo l'attaccante del Genoa a portare palla fino all'out, praticamente ha provato il passaggio centrale per un compagno che però non c'era, e di conseguenza la palla si è spenta sull'altro lato. Genoa che ci ha provato, peccato per Zappa, era stato bravo a recuperare il pallone, ma purtroppo il suo intervento stava creando problemi ancora maggiori. Sempre più in palle invece De Iola, che sull'azione successiva è riuscito a far distendere il Cagliari con un gioco di gambe davvero impressionante sui due avversari. In stato di grazia il nostro De Iola, che è tornato in campo dopo l'assenza per infortunio e sta facendo vedere le sue qualità e la sua assenza quanto è contata. Noi andiamo a vivere le emozioni della Domus con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. 48 minuti degli Orignon, potremmo chiamarlo, perché quando il gioco di gambe straordinario, ha caressato il pallone con la pianta del piede e poi col tacco l'ha spostato dall'altra parte. Il gioco veramente straordinario per liberarsi in mezzo al campo, peraltro in una situazione di assoluta difficoltà. Ora fallo invece nel settore di sinistra da parte di Palestra ai danni del laterale Norton Coffi, che adesso riprende posizione. Calcio di punizione per il Genoa, un pallone in campo, non lo guardano, anzi l'ho appoggiato Ostigar lontano da dove era venuto in contatto, molto più arretrato, ecco perché non riuscivo a capire cosa stesse facendo. Batte Ostigar che cerca dall'altra parte Torsby, salta Zappa ma non vi arriva, il colpo di testa ancora del Genoa con Colombo che viene fuori, tenta il tiro con la parata da parte di Caprile, tiro improvviso di Colombo, e Caprile ancora una volta è attento e riesce a distendersi e a ribattere il tiro di Colombo dall'esterno dell'area. Ancora Genoa pericoloso con Zappa un po' in difficoltà nel settore destro, prolunga ora Felici ma non arriva a destinazione il pallone.
ancora Genoa con Felici che ribatte e manda in fallo laterale, allarga un po' le braccia Felici su questa raccomandazione di Pisacane, che gli ha detto lancia avanti, non farlo viaggiare così corto perché poi te li ritrovi contro. Invece questa cosa non è avvenuta. La rimessa con le mani in favore del Genoa, che insiste nel settore di sinistra, il pallone è servito a Malinowski, la chiusura in questo caso di Esposito, ancora rimessa con le mani per il Genoa. Siamo sempre all'altezza dei tre quarti di sinistra col pallone che ancora una volta Martin si appresta a mettere in gioco, palla lunga per Mina che poi allontana nella zona di Borrelli che stoppa ma non riesce a controllare, la palla ancora per Martin, il cross deviato da Felici favorisce l'intervento di Caprile, che raccoglie il pallone e si prepara a far partire l'azione rossoblù con Luperto a cercare Palestra che stoppa, va a cercare centralmente Prati che allunga il pallone e poi tenta di dare dentro, ma non è preciso il passaggio di Prati, che è uno degli indiziati ad uscire, uno dei primi che sarà ad uscire sicuramente del Cagliari, anche perché ha il cartellino sulle spalle, quindi questo qua gli peserà particolarmente. Peraltro tra quelli che si riscaldano in modo convinto c'è anche Adopo. Martin nel frattempo in diagonale per Vitigna, attaccato da Mina, il passaggio all'indietro alla ricerca di Ostica, dell'autore del secondo gol, passaggio laterale a destra per il controllo in questo caso di Marcandalli, che rende ancora ad Ostigard, ecco il controllo, porta avanti il pallone, va Borrelli a disturbarlo, il tocco di Vitigna per Colombo, la chiusura di Deiola, l'ultimo tocco è di Deiola, secondo il direttore di gara, e quindi si tratterà di calcio d'angolo con Deiola che è rimasto dolorante a terra per lo scontro ricevuto in occasione di questo rimpallo, pallone che è finito direttamente all'esterno del campo. Quindi angolo per il Genoa, 52esimo minuto, lo seguiamo per vedere come va a finire. C'è ancora Aaron Martin sul pallone per la battuta, eccolo che posiziona con cura, viene avanti anche Torsby, la rincorsa di Martin con il Cagliari che si piazza in zona difensiva, parte il suo cross, il colpo di testa, il tacco di Ostigard, la parata di Caprile, stava per far doppietta, Ostigard ha colpito col tacco il pallone dentro l'area, Caprile che poi è stato colpito al piede, probabilmente che adesso si cade dal proprio compagno di squadra Fololuscio, che è andato a calciargli addosso, praticamente il suo piede a colpire il giocatore del Cagliari, anche se poi è andato a prendere anche il pallone. Tutto questo quando si rialza Caprile, nulla di grave, linea che va allo studio. E quindi noi torniamo in diretta dalla Corte del Sole. È iniziato quindi questo secondo tempo che ci sta vedendo il combattimento, diciamo così, tra Cagliari e Genoa. Ci ha provato subito la squadra ospite con un po' più di foga in questi primi minuti del secondo tempo. Ostigard qua in modo quasi casuale stava andando a fare una roulette di tacco, ha tentato di stopparla ma l'ha presa con la parte laterale, anzi la parte più vicina al tallone, e stava di fatto andando a ingannare Caprile con una traiettoria che però fortunatamente è stata letta dal portiere del Cagliari, a cui poi sono state date le cure mediche per lo scontro ricevuto con il proprio compagno di squadra Foloruscio, l'ha colpito nel tentativo di bloccare la traiettoria della palla. Andiamo a vedere quello che succede negli altri campi, come cambiano i risultati, perché è arrivato in Serie B il raddoppio dell'Empoli sul campo dell'Avellino, 0-2 il punteggio in apertura di secondo tempo, ed è stata sbloccata la gara anche tra Entella e Palermo, 1-0 il risultato, con il Palermo che quindi è costretto a rincorrere contro l'Entella. Vedremo come continuerà la gara. Raddoppio anche del Dortmund in casa contro lo Stoccarda, 2 gol uno dopo l'altro, mentre tra Bayern e Friburgo 1-2 il punteggio. Quando ci troviamo al tramonto del primo tempo aveva segnato il 2-0 il Friburgo, ma poi è arrivato il gol dell'1-2 per il Bayern. È stato fischiato un fallo a Felici in questo avvio di secondo tempo, e c'è stato un contatto tra il gomito dell'esterno del Cagliari
e Vitigna, con l'arbitro che è andato a segnalare l'irregolarità, non era assolutamente convinto della decisione del direttore di gara. L'interprete cagliaritano Felici si è lamentato parecchio, ma alla fine decisione che è rimasta quella. Fortunatamente non c'è stato anche un provvedimento disciplinare che sarebbe stato decisamente troppo punitivo per quanto riguarda Felici. E intanto sono iniziati anche i match di Premier League, l'unico a sbloccarsi quello tra Bournemouth e West Ham. 0-1 per il West Ham in trasferta, mentre 0-0 sono ancora Brighton Brentford, Fulham Sunderland, Liverpool Nottingham e infine Wolverhampton contro Crystal Palace. Queste le altre partite che seguiremo in diretta per questa seconda metà di Cagliari-Genoa. 2-2 il risultato, vi ricordo, con il gol di Vitigna a sbloccare il punteggio, il pareggio del Cagliari grazie alla rete di Borrelli di testa su assist di Palestra, poi il nuovo vantaggio genoano grazie a Leo Ostigar rimbeccato al volo da Tosby al centro dell'area, e l'immediato poi pareggio del Cagliari siglato da Sebastiano Esposito con un bellissimo esterno sul primo palo dopo il servizio di Deiola, altrettanto bravo a trovare il compagno in mezzo a due interpreti avversari. Quindi 2-2 il punteggio dopo i primi 45 minuti, anche in avvio di secondo tempo, nonostante in questa prima parte, come abbiamo detto, il Genoa un po' più incisivo, un po' più qualitativo quando va a proporsi, riesce maggiormente a portarsi alle parti di Caprile. Cagliari che deve ritrovare un po' le geometrie per andare a offendere la squadra oggi ospite all'Unipol Domus. Continuiamo la presentazione di questo 12° turno. Da dove ci eravamo fermati, stavamo per parlare della gara alle 12:30 di domani, quella tra Verona e Parma, una gara che il Cagliari seguirà da vicino perché si scontrano due pretendenti alla permanenza in Serie A e quindi a giocarsi un posto nella lotta a salvezza. Due squadre giallo-blu, crociati e veneti, che non hanno iniziato nel migliore dei modi, stanno cercando di trovare il proprio credo all'interno di questo campionato. Parma che si trova al 17° posto, appena fuori dalla zona retrocessione, con 8 lunghezze conquistate fino a questo momento, una sola vittoria, 5 pareggi e 5 sconfitte, non ha mai vinto nelle ultime 5 giornate. Pensate, ha siglato appena 3 gol il Parma. Per quanto riguarda il filotto delle ultime partite, male anche il Verona, 0 le vittorie fino adesso raccolte dalla squadra giallo-blu nelle ultime 5, naturalmente nessuna vittoria. 0-0 con Lecce, ha segnato 4 gol il Verona nelle ultime 5, 2 proprio con il Cagliari nel 2-2 che vi abbiamo raccontato qualche settimana or sono. Intanto c'è stato uno scontro in attacco tra Malinowski e Luperto, con Malinowski che si è anche lamentato vistosamente con l'arbitro e la decisione, ma è stato effettivamente colpito Luperto e di conseguenza fallo in attacco giusto fischiato al Genoa, mentre come abbiamo detto il Cagliari stava avendo difficoltà in questa apertura di secondo tempo. Infatti 2 sostituzioni per mister Pisacane, fuori Felici e Prati e dentro Idrissi e Adopo, quindi il giovane Idrissi andrà a svolgere il proprio ruolo sull'out di sinistra, mentre Adopo andrà a sostituire Prati al centro. Prati che è sembrato un po' più stanco in questo avvio di ripresa, anche il cartellino giallo avrà influenzato la scelta dell'allenatore del Cagliari, anche se dobbiamo dire che l'alternativa lì sarebbe stata togliere Deiola, un Deiola che oggi sta giocando molto bene e per questo gli è stata mantenuta la fiducia anche in questa prima parte di secondo tempo. Vedremo come Idrissi e Adopo potranno dare una mano ai propri compagni in questa parte di gara. Sicuramente con Adopo si rinforza il lato sia fisico sia anche a livello di impatto del centrocampo del Cagliari. Prati, giocatore con piedi delicati ma di minor fisicità e corsa. Dopo invece un tuttocampista che può essere utile in entrambe le fasi. Sulla sinistra invece esce Felici, che comunque ha giocato una buona gara, dobbiamo dire, oggi, ed entra Idrissi, che è stato già decisivo in più di un'occasione, ora da fresco contro l'ammonito, se non ricordo male, Nonton Caffi, potrebbe avere
la possibilità di far male. Sì, sarà uno scontro tra Norton Caffi e Idrissi su quella fascia e vedremo chi avrà la meglio in questo duello che ci intratterrà per quanto riguarda il secondo tempo di questo Cagliari-Genoa. Io vi ricordo, per comunicare con noi, il nostro WhatsApp 340 51 86 036 per dirci tutte le vostre impressioni. Vi ricordo anche di giocare alla nostra challenge Wall Street English Football Challenge con il link direttamente nella diretta su YouTube di Vittorio Sanna. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio alla pubblicità e poi torniamo a raccontare il secondo tempo tra Cagliari e Genoa. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblu vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Imprenditore? Portare la tua azienda oltre il €1.000.000 è stato un grande traguardo, ma sai bene che non basta. Senza margini solidi, senza un team che regge la crescita e senza il giusto controllo sui numeri, quel traguardo rischia di diventare inutile. All'evento Azienda di Successo di Mab & Co. scoprirai strumenti pratici e strategie concrete per scalare davvero. Più liquidità, più organizzazione, più tempo per decidere e guidare. Un evento in Sardegna dedicato agli imprenditori come te che non si accontentano. Prenota il tuo posto al numero verde 800 587 955. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Gol di Borrelli, 3-2 del Cagliari, che quindi riporta in vantaggio in questo avvio di secondo tempo. Cross calibrato alla perfezione da Zappa, che disegna la traiettoria sul secondo palo per l'inserimento. Ancora una volta di Borrelli, che deciso contro due avversari svetta di testa e manda in rete la rete del 3-2. Quindi Cagliari di nuovo in vantaggio, ancora col suo attaccante di riferimento Borrelli, Gennaro Borrelli, che firma la sua prima doppietta in Serie A, terzo gol in assoluto per la punta del Cagliari, e se lo merita dopo tutto l'impegno mostrato in queste settimane. Gol da attaccante puro per Borrelli, che quindi porta per la prima volta il Cagliari in vantaggio. 3-2 del Cagliari grazie a Gennaro Borrelli, ma altrettanto bello anche in questa occasione l'assist del compagno con Zappa, che con il destro è riuscito a disegnare una traiettoria perfetta per l'inserimento di Borrelli, che è andato con grande veemenza a crederci su quel pallone con tutto se stesso, e questo gli ha consentito di arrivare prima di tutti e mettere alle spalle di Leali per il gol del 3-2. Partita pirotecnica tra Cagliari e Genoa, con il Cagliari che ora conduce grazie alla doppietta di Borrelli. Intanto tra Udinese e Bologna è terminato il tempo dell'equilibrio, perché è cambiato anche lì il punteggio ed è vantaggio per il Bologna, che trova quindi la rete dell'1-0 dopo il rigore fallito, parato da Okoye a Orsolini nel corso della prima frazione. 1-0 invece in questo secondo tempo, firmato da Pobega su assist dello stesso Orsolini, e questo quindi quello che succede nell'altro campo di Serie A in questa 12ª giornata. Ma noi andiamo a vivere le emozioni della Domus con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. 63esimo minuto che si sta concludendo, 3-2 quindi il punteggio, la rincorsa e il salto da parte di Borrelli, che probabilmente dal Fabbro ci è andato sul serio. Doppietta per lui, 3 gol in campionato per già il record, insomma, considerato che per lui è un campionato da esordiente. A dopo che tende ad andare via c'è fallo, l'arbitro non fischia, il pallone è dentro per Vitigna, in vantaggio Mina, che lascia uscire direttamente il pallone fuori. Vitigna va a rotolarsi per terra con una certa platealità dopo lo scontro con Mina. Si tratta di semplice rimessa dal fondo, ed eccolo Caprile pronto a effettuare la rimessa con
il pallone che verrà toccato verosimilmente a Mina, che si sposta alla sua destra, Luperto è alla sua sinistra, la palla invece più in là per Zappa che dà palestra subito per Esposito, che si lascia anticipare la palla avanti, attenzione col pallone a sinistra per Tosby, la chiusura molto bene da parte di Zappa, l'ultimo tocco di Tosby, quella rimessa in favore della squadra cagliaritana al 64esimo minuto, che sta scorrendo sul punteggio di 3-2 ora per la squadra rossoblù di Cagliari. Rossoblù anche il Genoa, la rimessa con le mani quindi in favore della squadra di Pisacane, con Zappa che chiama su lungolinea Esposito, la palla è spizzicata ma non arriva a Borrelli, carambola nella zona di Froduccio che allarga a sinistra per la corsa di Idrissi, era un pallone troppo profondo, Idrissi non poteva arrivarci, pallone all'indietro quindi per Leali che appoggia ancora sulla destra per Marcandalli, che può ancora appoggiare per Ossicar in possesso di palla, sposta a sinistra per Vasquez per Arnold Martin, eccolo Martin che ha il pallone tra i piedi, ritorna ancora su Vasquez, da questi all'indietro ancora sulle ali, si è liberato Tosby a sinistra, lo vede Vasquez, lo attacca ora Zappa, Tosby che è costretto a rimanere negli ultimi 20 metri, calcia avanti nel frattempo invece il giocatore della squadra del Genoa, e poi c'è Vitigna che tenta di andare via mentre l'arbitro fischia per il fuorigioco precedente dello stesso Vitigna. Calcio di punizione quindi in favore della squadra cagliaritana, con Mina che discute con il direttore di gara. Vediamo un po' chi era in fuorigioco, sì, era proprio dall'altra parte Vitigna, e per questo quando è entrato in possesso di palla l'arbitro ha interrotto il gioco. 66esimo minuto, con Mina pronta alla battuta e con Colombo ancora che non è la distanza dovuta, con Zappa invece che a destra e Palestra più in là. Il pallone va invece su Luperto che alza la testa, va a cercare Idrissi che poi cerca di andare avanti, pallone chiuso dall'intervento di Norton Cuffy, è ancora rimesso con le mani per il Cagliari, ma c'è un cambio nel Genoa, entra in campo Grombach e prende il posto di Torsby. Tutto questo quando siamo allo scoccare del 66esimo minuto, Cagliari 3, Genoa 2 lì nello studio. E quindi questo è il punteggio nel corso del secondo tempo tra Cagliari e Genoa, è una partita sempre viva. Io vi ricordo che avete ancora 10 minuti per partecipare alla nostra Wall Street English Football Challenge, la sfida che vi lanciamo settimanalmente con 5 domande riguardanti la storia del Cagliari e della Genoa, almeno dei precedenti tra queste due squadre. Vi ricordo che per partecipare dovete semplicemente accedere attraverso il link che abbiamo mandato nella nostra diretta di Vittorio Osanna su YouTube. Avete 3 minuti di tempo per rispondere alle 5 domande, ogni risposta esatta è un gol fatto, ogni errore un gol subito, se non si risponde non si avranno né bonus né malus. Cambio, come detto, tra le file del Genoa dopo le 2 scelte di Pisacane nel corso del secondo tempo. Entra Grombach per Torsby e questo è un tentativo di De Rossi di rilanciare un giocatore che per ora ha trovato pochissimo spazio all'interno del Genoa, non trovava continuità nelle rotazioni di Vieira, e vedremo se l'apporto di De Rossi cambierà il futuro di Grombach, oggi scelto per sostituire Torsby in questa parte conclusiva. Grombach, giocatore sicuramente di livello tecnico più elevato rispetto a Torsby, molto più offensivo nel totale. Diciamo che il Genoa perde muscoli a centrocampo per cercare di ottenere maggiore classe e qualità nell'ultima parte di campo, quella in cui poi si creano le azioni migliori per andare a offendere. Queste le scelte di De Rossi in questo secondo tempo, questa è la scelta anzi di De Rossi in questo secondo tempo, mentre ricordiamo Pisacane ha sostituito Felici e Prati per l'ingresso di Adoppo e Idrissi in questa seconda metà di gara. Intanto al primo tempo le match di Bundesliga tra Bayern e Friburgo si è tornati in equilibrio, 2-2 il punteggio, 0-0 tra Augusta e Amburgo, 2-0 del Dortmund in casa contro lo Stoccarda, mentre il vantaggio del Mönchengladbach contro l'Heidenheim 0-1 in questo match, 0-3 invece tra Wolfsburg e Leverkusen.
e vedremo come continuerà l'incontro. Intanto è arrivato un cartellino giallo in Cagliari-Genoa a indirizzo di Grombaek, il giocatore appena entrato, reo di aver simulato sull'intervento di Mina che, scontrandosi col numero 11 del Grifone, l'aveva malato giù. Per l'arbitro La Penna c'è stata simulazione e di conseguenza punito il giocatore numero 11 del Grifone con il cartellino giallo, un altro nella lista dei cattivi, già 4 i gialli mostrati oggi da Federico La Penna di Roma 1. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo a raccontarvi questo match tra Cagliari e Genoa. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Imprenditore? Portare la tua azienda oltre il €1.000.000 è stato un grande traguardo, ma sai bene che non basta. Senza margini solidi, senza un team che regge la crescita e senza il giusto controllo sui numeri, quel traguardo rischia di diventare inutile. All'evento Azienda di Successo di Mab & Co. scoprirai strumenti pratici e strategie concrete per scalare davvero. Più liquidità, più organizzazione, più tempo per decidere e guidare. Un evento in Sardegna dedicato agli imprenditori come te che non si accontentano. Prenota il tuo posto al numero verde 800 587 955. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblù vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta a Suon di Gol su Radio Super Sound, nuovi cambi per quanto riguarda il Cagliari e Pisacane sceglie di sostituire gli autori del gol fuori contemporaneamente Esposito e Borrelli. 3 gol portati a casa oggi dall'attacco rossoblù che era in palese difficoltà ma che sembra essersi rinsavito con questo incontro. Al posto dei 2 uscenti dentro Pavoletti e Luvumbo in questa parte conclusiva di gara che vedremo come affronterà il Cagliari. Sembrerebbe essere portato maggiormente a conservare il punteggio piuttosto che offendere in maniera costante. Vedremo se sarà così. C'è da dire che i cambi comunque danno nuova linfa al reparto offensivo e chissà che proprio Luvumbo non possa sfruttare al meglio magari una ripartenza veloce date le sue grandi qualità e dato che si è anche sbloccato, come abbiamo detto in precedenza, durante la pausa nazionali con un gol proprio con l'Angola. Questo quindi quello che sta succedendo in campo con le scelte del mister cagliaritano. Vedremo se riusciranno a essere importanti e decisive in questa gara. Per ora un Cagliari che sta gestendo il 3-2 maturato grazie alla doppietta di Borrelli e al gol di Esposito. 2-0 intanto del Bologna sull'Udinese. Non avevamo ancora ricordato il nuovo cambio di risultato nell'altro match di Serie A che sta giocando in contemporanea con il Cagliari. 2-0 del Bologna e siamo in giornata di doppiette, perché doppietta anche per Pobega, uno non così abituato a essere nella lista dei marcatori, ma doppietta per Pobega che quindi manda sul +2 il Bologna. Vedremo se l'Udinese avrà la forza di
reagire nel tempo che resta contro un Bologna che, nonostante l'errore dal dischetto, sembra stia meritando il vantaggio finora maturato nella sfida esterna contro i friulani. Intanto continuiamo a presentare il 12° turno di Serie A, perché si continuerà dopo il match delle 12:30 tra Verona e Parma con un solo match alle 15, quello tra Cremonese e Roma, due squadre che stanno sorprendendo in questo campionato, naturalmente con obiettivi differenti. La Cremonese si trova a metà classifica, 14 punti conquistati fino ad ora in questo campionato, contro una Roma che invece senza grandi aspettative a inizio stagione si trova in vetta a 24 punti finora conquistati grazie alla cura Gasperini. Una Roma che ogni tanto sbaglia, soprattutto nei big match, ma che soprattutto contro le squadre non al livello, che non lottano per le stesse ambizioni, riesce a essere decisiva. Vedremo se lo sarà anche domani contro una Cremonese. Comunque farà di tutto per vendicare la pelle, anche per rispettare il credo del suo condottiero Davide Nicola, un credo che abbiamo imparato ad apprezzare nella scorsa stagione alla guida del Cagliari. Questo per quanto riguarda il pomeriggio della domenica per il 12° turno, mentre sta per concludersi il tempo per giocare alla nostra Wall Street English Football Challenge. Vi ricordo ultimatum per andare a cliccare il link su YouTube e tentare la fortuna con le 5 domande sulla storia del Cagliari per ottenere un buono dal nostro Wall Street English per una prova gratuita di inglese. Non dovete fare altro che mettere il vostro nome e la vostra mail per essere ricontattati in caso di successo, se avete fatto il punteggio migliore di giornata. Intanto ci sono problemi per Deiola nel Cagliari, che precedentemente ha subito una pallonata in testa sul cross di un avversario, che poi è stato soccorso allo stesso Mina per crampi che hanno colpito il capitano rossoblù, oggi autore di un assist. Deiola, che poi è stato ha preso anche un colpo da Vasquez nella circostanza, ha subito un pestone. Ora è stato qualche minuto or sono è stato soccorso dai medici del Cagliari, con Pisacane che è costretto a cambiarlo immediatamente. Quindi qualche giro di lancetta orsone è avvenuto l'ultimo cambio del Cagliari, fuori quindi anche Deiola, che era un altro degli ammoniti in questa partita, e dentro Gaetano a svolgere quel ruolo di centrocampista centrale di cui abbiamo discusso con il nostro Vittorio, e che vedremo come riuscirà a interpretare il giocatore ex Napoli, che in questa stagione ancora manca di incisività quando si trova negli ultimi metri, ed è una di quelle caratteristiche che al Cagliari serve tanto, e serve soprattutto da giocatori con il suo estro e la sua capacità di colpire. Quindi vedremo come sarà la partita di Gaetano da qui al termine. Esce un Deiola che comunque ha svolto un ottimo match, è stato davvero uno dei più bravi all'interno del rettangolo verde, oltre ad aver confezionato la rete per l'immediato pareggio sul finale di primo tempo di Sebastiano Esposito. Bello il passaggio. Intanto il Genoa ha cambiato un solo giocatore, ma sembrerebbe pronto a effettuare altre sostituzioni, se non ho visto male precedentemente sembra pronto a entrare in campo Ekuban, che aveva sbagliato a mettersi la maglietta, l'aveva messa al contrario, e quindi è stato ripreso dai componenti della panchina del Genoa affinché mettesse la maglia dal lato corretto. Diamo un po' di aggiornamenti sugli altri campi che stiamo seguendo. Premier League 2-0 del West Ham sul Bournemouth, il Brentford conduce sul Brighton per 1-0, 0-0 tra Fulham e Sunderland e Wolves e Crystal Palace, mentre il Liverpool sta perdendo in casa 1-0 contro il Nottingham. In Spagna invece è iniziata da 15 minuti poco più la gara del Barcellona in casa contro l'Athletic Bilbao e Blaugrana, che si trovano già in vantaggio per 1-0 dopo neanche 20 minuti. Quindi Barcellona che già conduce in casa, mentre è arrivata la rete del 1-2 per lo Stoccarda, che si fa nuovamente vicino al Dortmund in questo finale per cercare di mettere in discussione il punteggio. Cambi quindi anche per De Rossi, fuori Marcandalli e Vitigna, e dentro Ekuban, e il secondo Valentin Carboni, quindi decisamente offensiva le scelte di De Rossi. Vedremo come agiranno in questo secondo tempo. Intanto andiamo a farci raccontare la sfida dell'Unipol Domus dalla cronaca di Vittorio Sanna.
Il Genoa ha segnato, l'arbitro ha annullato, ma vediamo sì, forse sì, fuorigioco di Ekuban sul primo cross e quindi per questo ha annullato il gol successivo di Colombo. E sul primo cross che Ekuban, che è entrato in campo in questo secondo tempo, era in fuorigioco, per questo l'arbitro è tornato indietro e ha assegnato il calcio di punizione al Cagliari. Aveva colpito al volo, in questo caso Colombo, andando a infilare il pallone nel 7 sotto la traversa, ma era nella precedente azione che Ekuban era in fuorigioco. Si sta verificando la situazione con proteste da parte del Genoa, l'arbitro che dice che stanno verificando un po' le diverse cose e mi pare di poter dire che però il fuorigioco mi è parso ci fosse all'altezza sul primo cross. Vediamo comunque le verifiche, sta di fatto che il Genoa aveva segnato momentaneamente e l'arbitro sta ancora verificando, aspettiamo di vedere. Sì, è fuori gioco, era fuori gioco, quindi è completato il check-in, praticamente si rimane sul 3-2 tra il sollievo generale. Rilancio lungo, Pavoletti di testa, non vale Borrelli, il pallone all'indietro dato in questo caso da uno di quelli dei giocatori che sono entrati, cioè Valentin Carboni, che non è dei sardi ma è degli argentini. Il tacco nel frattempo di Floruscio, che però non produce niente, recupera però, attenzione, a dopo, la palla all'indietro per Zappa a destra per Palestra che può attaccare, pallone ancora per Adopo che tenta di voltarsi, accelera, va via adesso del destro, viene messo su dal diretto avversario, ci sarà calcio di punizione in favore del Cagliari, steso dall'intervento in questo caso del 32, si tratta di Frendrup, calcio di punizione che è una sorta di corner corto per la squadra cagliaritana. Sul pallone si porta Gaetano, è uno di quei palloni che Gaetano può far diventare oro. Vediamo un po', Mina che va in attacco, Zappa che indietreggia, vediamo se anche Idrissi si mantiene un po' più arretrato rispetto agli altri, Mina che discute con Zappa mentre Gaetano è pronto a battere il calcio di punizione verso l'interno dell'area. Tutto il Genoa piazzato con la sua maglia crociata rossa per difendere da questa battuta da parte di Gaetano. 81esimo minuto, parte Gaetano, il cross secondo palo, stacca Pavoletti, la palla è ribattuta ma c'era stato il fallo di qualcuno all'interno dell'area e quindi il calcio di punizione in favore della squadra genoana, con l'arbitro che dice di rallentare. Aveva staccato Pavoletti ma non aveva trovato la via del gol. 80 minuti e 45 con le ali che ha battuto, la palla per Vasquez che va a rilancio lungo alla ricerca in questo caso dello scatto a sinistra del giocatore numero 11 noventato Grönbeck, quella palla ancora alzata a campanile. Dopo per Luvumbo che tenta di partire, accelera Luvumbo, porta palla, c'è Palestra fuori gioco, era in fuori gioco Palestra al momento del passaggio, non viene applicata la norma, poi c'è il fallo anche di Palestra più in là e quindi il calcio di punizione per la squadra genoana. 81 minuti e 20, 3-2 per il Cagliari, 8 minuti e mezzo alla fine più recupero, vantaggio che va conservato o forse anche raddoppiato lì nello studio. E questo è l'augurio che ci facciamo per questa parte finale di gara, un Cagliari che deve difendere o accrescere il proprio vantaggio 3-2 che è maturato nel corso dell'incontro fino a questo momento. Ricordiamo le reti, inizialmente il gol dell'1-0 per il Genoa di Vitigna, il pareggio di Borrelli, nuovo vantaggio genoano grazie a Ostigar sul fine del primo tempo, ma immediatamente successivo il pareggio di Sebastiano Esposito e poi circa al quarto d'ora del secondo tempo è arrivato il gol di Borrelli che ha fermato la sua prima doppietta nel massimo campionato italiano e per ora ha mandato avanti il Cagliari in questa sfida salvezza con il Genoa entusiasmante, combattuta 3-2, racconta bene della gara che stiamo vivendo, molte sbavature ma anche ottime azioni da parte dei singoli. Intanto vi ricordiamo l'altro match di Serie A tra Udinese e Bologna, quando mancano poco più di 10 minuti al termine ci troviamo sul punteggio di 2-0 per la squadra ospite, ovvero il Bologna che aveva anche fallito nel corso del primo tempo
un calcio di rigore tirato da Orsolini e parato dal portiere Okoye, e poi le reti di Pobega nella ripresa in 6 minuti. Il 2-0 del Bologna si è materializzato. Continuiamo a raccontarvi il 12° turno di Serie A. Intanto è arrivata per il Cagliari la munizione di Luperto qualche minuto or sono, quindi quinto cartellino giallo sventolato dal direttore di gara La Penna in questo incontro. Alle 18 di domani invece si giocherà la sfida tra Lazio e Lecce, due squadre che appartengono a parte separate della classifica, e vedremo come andrà in questo incontro tra queste due formazioni. Ma intanto è arrivato il 3-3 del Genoa. È arrivato il 3-3 del Genoa nel modo più roccambolesco possibile. Stavolta Sessante Elias tante volte ci ha fatto mantenere il punteggio, stavolta è lui che l'ha fatto accadere questo gol della squadra ospite. Cross al centro di Martin da centrocampo, ragazzi, da centrocampo, palla che rimbalza e Caprile che non la prende con la sfera che si insacca alle sue spalle. Davvero un gol grossolano quello preso da Caprile oggi, peccato, davvero un peccato, errore madornale di Caprile, e quindi Genoa che pareggia adesso a poco tempo dal termine. Una botta considerevole da parte del Cagliari, che quindi subisce la rete del 3-3 nel modo peggiore, con un errore individuale di Caprile che si fa superstare dalla palla, e arriva la rete del pareggio per il Genoa. Noi intanto speriamo che in questa parte conclusiva si possano vivere nuove positive emozioni. Noi intanto ci prendiamo l'ultima pausa di oggi e lasciamo spazio alla pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblu vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Imprenditore? Portare la tua azienda oltre il €1.000.000 è stato un grande traguardo, ma sai bene che non basta. Senza margini solidi, senza un team che regge la crescita e senza il giusto controllo sui numeri, quel traguardo rischia di diventare inutile. All'evento Azienda di Successo di Mab & Co. scoprirai strumenti pratici e strategie concrete per scalare davvero. Più liquidità, più organizzazione, più tempo per decidere e guidare. Un evento in Sardegna dedicato agli imprenditori come te che non si accontentano. Prenota il tuo posto al numero verde 800 587 955. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. 3-3 quindi tra Cagliari e Genoa dopo il gol di Martin sull'erroraccio di Caprile. Ci segnala il nostro ascoltatore Luca Carta Exana che c'è stato anche per un bellissimo gesto da parte del pubblico cagliaritano che ha incoraggiato Caprile con un applauso dopo l'errore madornale che ha portato al 3-3 del Genoa, e ci auguriamo che questa voglia da parte del pubblico di sostenere i suoi ragazzi possa dare nuova fiducia al Cagliari, che ora qualche minuto or sono ha rischiato anche il gol del 4-3 con ancora Ostigard, colpo di testa sul secondo palo dopo una calcio di punizione battuta al centro e palo pieno con Caprile immobile che ha potuto solo vedere la palla stamparsi sul legno. A botta sicura Ostigard, Cagliari in pericolo. È arrivato anche un altro cartellino giallo nel corso della partita all'indirizzo di Jerry Mina, che quindi per la prima volta è stato ammonito, ed è una ammonizione fortunatamente non
non per qualche atteggiamento sopra le righe, bensì per un fallo sull'azione d'attacco genoana che poi ha portato proprio alla punizione che abbiamo descritto. Ultimi cambi per il Genoa, fuori Malinowski e Colombo ed entrano Masini e Ellerson in questi ultimi minuti per cercare l'arrembaggio alla porta di Caprile. Cagliari che deve trovare nuova linfa, si era accontentato del 3-2, stava cercando di proteggerlo, ma questo gol ha rimesso tutto in discussione, quindi ci vuole un colpo di coda di qualità che possa portare a un nuovo gol per il Cagliari, ed è compito dei nuovi entrati nel reparto offensivo provare a raggiungere questo obiettivo. Vedremo se sarà così. Qualche minuto or sono inquadrato anche uno sconsolato Borrelli che dalla sua doppietta avrebbe voluto ottenere il 3-2 finale, ma adesso 3-3, ci vuole un nuovo eroe in questa parte finale di gara per riuscire a portare a casa i 3 punti. Cagliari, come abbiamo detto, che purtroppo ha subito la rete del 3-3 attraverso una punizione da centrocampo che è rimbalzata davanti a Caprile e si è fatto superare dalla traiettoria del pallone, è andato poi solo successivamente a raccoglierlo in fondo alla rete. Quindi minuti conclusivi che vedono gli ospiti andare con maggiore veemenza a cercare il gol della vittoria, anche vista la fortuna con cui sono riusciti a pareggiare la gara, che da un po' insomma spinge anche i giocatori verso la zona più offensiva. Cagliari che invece rattristito deve trovare nuova linfa in se stesso e nell'atteggiamento del suo pubblico per affrontare la parte conclusiva con la giusta convinzione e magari trovare una rete del 4-3 che potrebbe portare 3 punti fondamentali tra le fila della squadra di Pisano. Vedremo se sarà così, vedremo quali saranno i verdetti. Intanto vi ricordo le ultime partite di questo turno: Lazio-Lecce domani alle 18, 20:45 il derby tra Inter e Milan, mentre lunedì si giocheranno 2 sfide, quella tra Torino e Como e quella tra Sassuolo e Pisa. Questo il programma della 12ª giornata di campionato, che torna quindi a lunedì, e come ultima c'è una gara che noi dovremo seguire da vicino per la lotta salvezza. Noi intanto però ci concentriamo su questo match con il Genoa, andiamo a vivere i minuti conclusivi con la cronaca di Vittorio Sanna. Bella imbeccata di Gaetano che con il dialogo con i Dissi aveva smarcato Luvumbo, si va in calcio d'angolo, angolo per il Cagliari all'inizio dei 5 minuti di recupero. Dalla destra ai Leali si prepara questa battuta da parte di Idrissi, Cagliari che sta tentando di rendere a Caprile quello che Caprile ha fatto tante volte. Parte il cross all'interno, il colpo di testa, la palla va dall'altra parte, la recupera dopo, la dà ancora a Idrissi che prepara un nuovo cross, affronta l'avversario, sposta il pallone, va giù l'avversario, il cross all'interno, l'attenzione, la palla verso Mina, il colpo di tacco di Ekuban praticamente con Palestra che recupera, tenta di andare via Palestra nel duello con l'avversario, ancora Palestra, va verso il fondo, Palestra, il cross all'interno, il colpo di testa, attenzione, il Gaetano, la palla ribattuta ancora all'interno dell'area, insiste il Cagliari in questo finale dove sta chiudendo d'assedio ora il Genoa con un Gaetano irresistibile, ancora Gaetano, orchestra il pallone, sta cercando la soluzione, imbecca un compagno che però si vede ribattere la palla, insiste il Cagliari, Palestra zoppica, viene servito, vediamo se riesce a giocare il pallone, non riesce, infatti ritorna all'indietro su Zappa e da Zappa all'indietro su Caprile. Cagliari vicinissimo al gol con questa azione tambureggiante, altra palla lunga, salta Mina, il colpo di testa di Vasquez, subentra Foloruccio, alla palla sul destro, intervento regolare secondo l'arbitro con Foloruccio che è andato giù ed è rimasto giù, Palestra che chiude, la palla è recuperata però ancora da Carboni, data a sinistra a Notroncufi che tenta di ripartire con Foloruccio ancora a terra, chiude Zappa, interviene ancora un giocatore del Genoa, l'ultimo tocco è di Zappa, la palla è in fallo laterale con Pisacane che protesta per il fallo non fischiato ai danni di Foloruccio. Siamo al minuto numero 2 dei 5 di recupero, rimessa con le mani per il Genoa, affidato ad Aaron Martin davanti proprio a Pisacane, si è immediatamente scusato Pisacane con l'arbitro dopo la protesta, è pronto Martin alla rimessa in gioco del settore di sinistra all'altezza da 3/4, zoppica Palestra, quindi condizioni precarie per lui, Ekuban che tenta di voltarsi, a dopo che chiude, tenta di uscire, la palla prolungata ancora all'esterno, non controllata da Foloruccio che però poi la ruba all'avversario, fallo di Norton Cuffi, secondo giallo e rosso per gli ultimi 2 minuti e mezzo, con Idrissi che lo vuole
spingere fuori per poter sfruttare tutto il tempo a disposizione. Norton Chiuffi quindi fuori per doppio giallo e calcio di punizione per il Cagliari affidato a Caprile nel cuore della sua metà campo. Va anche Mina a fare il centravanti perché Pavoletti sta faticando a vincere i duelli aerei con Ostigard. Da questo punto di vista l'assenza, l'uscita di scena di Borrelli si è sentita e come. È pronto Caprile alla battuta, c'è vicino a lui l'anima di questo Cagliari in questo momento, e cioè Gianluca Gaetano, che giocando in mezzo al campo sta portando il Cagliari in avanti. È lui che aspetta la palla da Caprile per tentare di sfruttare quest'altra occasione. Riceve il pallone, può avanzare Gaetano, porta avanti il pallone, entra nel cerchio del centrocampo, guarda la situazione, poi cerca Mina con un lancio lungo. Mina salta ma non colpisce. Cosa pretende Mina da Palestra? Che vada alle sue spalle, ma quando mai? Ma buono, stai zitto, incoraggia il compagno e stai in mezzo al campo, inutile polemizzare. Calcio di punizione, o meglio rimessa al fondo in favore del Genoa quando siamo a 1 minuto e mezzo dalla fine della partita. Mina che continua a lamentarsi, è lui che non è andato allo stacco aereo. È pronto Leali a rimettere in gioco il pallone, sta per iniziare l'ultimo minuto di gioco. Leali che prende la sua dovuta rincorsa, si prepara a calciare verso la linea centrale del campo, viene invitato dall'arbitro a farlo, batte in questo momento, pallone che si impenna, va a saltare ancora una volta Ekuban insieme ad Adopo, subentra Mina, il fallo fischiato ad Adopo e il calcio di punizione in favore del Genoa con Frendrup che se lo porta avanti e l'arbitro che glielo riporta dietro. Quindi siamo ormai a 45 secondi, non so se si andrà a recuperare qualcosa per la munizione subita e quindi l'espulsione di Kofi, ma probabilmente no. È pronto invece alla battuta ancora una volta Vasquez che va a calciare cercando lo scatto del compagno a sinistra, pallone direttamente in fallo laterale. 94 minuti e 33, non so se c'è il tempo per l'ultimo attacco. Presidia in attacco il Genoa, vediamo se c'è la palla per spedirla avanti. Salta Mina e prolunga nella zona in cui va giù Luvumbo, l'arbitro lo invita a rialzarsi, altra rimessa con le mani per il Cagliari con Palestra pronto a effettuarla. 94 e 51, ancora la ricerca di Luvumbo, arriva Pavoletti per Luvumbo, praticamente lo neutralizza Pavoletti. Attenzione al Genoa che tenta di ripartire, chiude Palestra, insiste il Cagliari, la palla per Mina che tenta di da dentro, ultimo rimpallo con Carboni che ha colpito per ultimo e con Mina che può andare alla rimessa con le mani, lascia il compito a Palestra che viene invitato a indietreggiare qualcosa. 95 e 16 è l'ultima possibilità per il Cagliari. Eccolo pronto Palestra, va a servire direttamente dentro per Mina, il colpo di testa in ribattuta, il pallone allontanato nella zona di Luperto che rimette avanti, ma c'è il fischio finale. Cagliari e Genoa pareggiano 3-3. Peccato, l'errore di Caprile diventa determinante, ma basta ricordare i miracoli del primo tempo per poter compensare e dire che guai se qualcuno va quest'oggi ad accusare Caino, perché è stato, ci ha tradito, sì, in questa cosa va adesso a prendere le sue cose, chiaramente amareggiatissimo Caprile, che applaude la curva che lo applaude. Mi pare di poter dire che questo è un bel gesto sportivo da parte del pubblico cagliaritano e Caprile viene rincuorato immediatamente da Idrissi che gli si fa incontro, va verso di lui e va a dargli il 5 in questo finale di partita. C'è un altro giocatore che è andato subito a rincuorarlo, insomma mi pare che è andata così però anche Pisacane su Caprile a rincolarlo, sono cose che capitano. Quanti punti abbiamo fatto grazie a lui? Oggi purtroppo ne abbiamo perso 2 per un suo errore, ma il calcio è questo. 3-3 il risultato finale, forse si poteva anche vincere nel finale a seguire, non è accaduto, ma va bene così. Sì, una partita che quindi termina in pareggio, quella tra Cagliari e Genoa, 3-3 pirotecnico in questa prima partita del 12° turno di campionato, e quindi un solo punto per il Cagliari. Ci scrive il nostro Luigi che è comunque contento di questo punto conquistato, rimane il rammarico della vittoria sfiorata, ma ha detto bene il nostro Vittorio Sanna, tanti sono i punti che ci ha fatto guadagnare Caprile con le sue parate, è giusto proteggerlo quando è lui poi a sbagliare, non bisogna girarsi e tradire in questo modo. Cagliari che quindi esce con un pareggio da questa sfida salvezza. Prossimo turno contro la Juventus, ci vuole una grande continuità rispetto a quello che abbiamo visto oggi per andare a mettere in difficoltà la squadra bianconera.
Ma assolutamente sì, ci vuole una buona prova, bisogna correggere gli errori che ci sono stati anche oggi. A mio giudizio oggi ne ha fatto anche il mio amico Fabio, perché il peso che ha tolto quando ha levato Borrelli per far entrare Pavoletti non è stato compensato. Noi abbiamo sentito l'assenza di Borrelli nel proseguo della partita, probabilmente è stanco certamente, ma Borrelli li ha presi tutte di testa, Pavoletti purtroppo non ne ha preso neanche una. Da questo punto di vista dobbiamo dire che probabilmente anche le scelte non c'erano per poter fare qualcosa di alternativo, ma l'assenza di Borrelli nel finale si è sentita particolarmente, soprattutto sui lunghi lanci, nella protezione della palla, nel tentativo di diventare il riferimento per le incursioni da parte del Cagliari. E poi c'è stato sì l'errore di Capriles, ma come detto, guai se qualcuno si permette quest'oggi di sparare su Capriles. Assolutamente no, e tra l'altro dalle immagini si è visto anche Capriles che è nato proprio da solo, oltre al gruppo che è nato a salutare la curva, è nato da solo a parlare con la curva nord che lo ha rincuorato e sta cantando anche per lui in questo finale. Amaro il punto, ma comunque un punto importante oggi contro il Genoa, e allora l'appuntamento è per la partita con la Juventus. Ci sono le premesse per vedere una sorpresa, Vito, sul campo di una squadra così blasonata? Nel calcio ci sono sempre, il Cagliari è una squadra che talvolta riesce a esprimere anche un buon calcio, non è continuo, non è costante, ha delle sbavature e continua ad avere le difficoltà dell'infanzia di una squadra che si sta costruendo pian piano, che mette in evidenza molte volte anche delle ingenuità tipiche dell'infanzia, e dobbiamo saper sostenere questo momento e cercare di portare i rossoblù nella giusta dimensione, nella considerazione dovuta, e fare in modo insomma che possano arrivare anche dei risultati a sorpresa. Non sono quelli che si danno per scontati, solamente quelli da ottenere. Molte volte sono mancati proprio i punti che non ci si aspettava, e dobbiamo cercare quest'anno di farne qualcuno nei campi dove meno ci si aspetta che il Cagliari possa riuscire a ottenere dei risultati. E questo è tutto per questa puntata di A Suon di Gol. Vito, noi ci sentiamo per sabato prossimo alle 18 per il match tra Juventus e Cagliari. Grazie Andrea, grazie a tutti, buona serata. E io vi ringrazio per essere stati all'ascolto. Andrea Sanna, ci sentiamo quindi sabato prossimo per la gara tra Juventus e Cagliari. Io vi lascio al nostro inno e ai programmi di Radio Super Sound, la radio che l'accendi, ti accende. Salza il vento sulla terra, soffia fitta rosso e blu, di corazze di quattro mari, con sguardo fiero e forza antica. Cagliari, Sono le 17:03. Buon pomeriggio dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, domani incontro Unione Europea, Stati Uniti-Ucraina sul piano di pace statunitense. Fonti governative tedesche riferiscono all'agenzia di stampa DPA che si terrà a Ginevra. Il piano di Trump è una base su cui serve altro lavoro, così il leader dell'Unione Europea e del G7 in una dichiarazione a margine del G20 a Johannesburg. Scontro tra magistrati e governo sulla decisione del Tribunale dei minori dell'Aquila di togliere i 3 figli alla coppia anglo-australiana che vive in un bosco in Abruzzo. Un provvedimento che il ministro della giustizia Nordio giudica grave e per questo bisognerà approfondire. La ANM avvisa sulla strumentalizzazione del caso. Migliaia le firme raccolte dalle petizioni lanciate online per liberare i bambini.
Sarà allestita al piccolo teatro Grassi di Milano domani e lunedì la camera ardente per Ornella Vanoni, scomparsa ieri a 91 anni. Immenso e sentito il ricordo collettivo. Mi mancherai, dice Patti Bravo, e Giorgia ricorda la sua voce indelebile. Il presidente della Repubblica Mattarella ricorda l'artista colta e versatile. Il sindaco Sala promette Milano non la dimenticherà. Una donna di 59 anni è morta a capo a Caserta dopo essere stata investita da un'auto guidata da una coetanea. La conducente, che inizialmente non si era fermata, si è presentata ai carabinieri per autodenunciarsi. Non l'ho vista, pioveva troppo, sono fuggita perché presa dal panico, si è giustificata la donna, che è stata denunciata per omicidio stradale. Arriva il freddo artico sull'Italia con il primo weekend dal clima decisamente invernale, con neve anche a bassa quota e temperatura in picchiata fino a meno 10 gradi. Domani la giornata sarà più serena, soprattutto al centro-nord, ma con possibili estreme gelate. È tutto, a più tardi. Alle meraviglie di Leo trovi tutto quello che ti serve e anche ciò che non sapevi ti servisse. A San Nicolò d'Arcidano, in via Dante Alighieri 19, c'è il tuo punto unico per scuola, ufficio, stampe, spedizioni, ricariche, dolciumi e regali. Dal gratta e vinci alle fotocopie, dalle capsule caffè ai pacchi Amazon, tutto con un sorriso e un tocco di magia. Le meraviglie di Leo, più che un negozio, un piccolo mondo di servizi. 344 136 45 86. Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora. Quando fuori c'è freddo, Commerciale Manca SRL porta il calore nelle vostre case. Stufe, caldaie, pannelli solari, pellet, sopralluoghi gratuiti, incentivi al 65%, finanziamenti a interessi zero. Siamo ad Arizzo, in via Mura 7. Prenota un sopralluogo gratuito senza vincolo d'acquisto. Chiama 333 590 7367. Consegna gratuita in tutta la Sardegna. Commerciale Manca SRL. Accendi il comfort, spegni i pensieri. Ecco Ricambi, muoviti senza pensieri.